Bene, sono le 14:30 spaccate. Per chi non mi conosce, vi saluto come presidente di Assomarinas, Associazione Italiana Porti Turistici, con 92 porti turistici di tutta Italia che fanno parte della nostra formazione. Siamo membri di Federturismo Confindustria e membri di Confindustria Nautica, che organizza anche il Salone Nautico di Genova. Questo appuntamento è la ripetizione di quello che abbiamo fatto l'anno scorso per scorrere attraverso gli aggiornamenti tecnologici che possono riguardare il settore dal punto di vista dell'attenuazione dell'impatto dell'attività dei porti turistici. Al mio fianco c'è il comandante Vasco De Cet, che è il direttore tecnico, il consulente tecnico generale di Assomarinas, che poi tirerà le conclusioni di questo momento di incontro. Come primo relatore abbiamo ovviamente il capitano di corvetta Simona Gentile della Capitaneria di Porto di Venezia sul tema molto attuale della legge Salvamare, che è stata emanata, approvata l'anno scorso, e il progetto Plastic Free, perché ovviamente la lotta alle microplastiche è ormai generalizzata e interessa in parte anche i porti turistici. Il titolo comprende le attività della Guardia Costiera per la tutela dei mari. Grazie di essere con noi, capitano, prego. Adesso le slide dovrebbero essere pronte. Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito. Naturalmente porto in primis i saluti dell'ammiraglio ispettore Pellizzari, che per concomitanti impegni istituzionali non può essere qui. Quest'oggi vi parlerò un po' di quelli che sono i compiti istituzionali per quanto riguarda la tutela dell'ambiente della Guardia Costiera. Questa composta da 11.000 uomini e donne, il nostro 8.000 km di coste per 550 km quadri di area di responsabilità SAR, perché come ben sapete l'Italia è una penisola e quindi abbiamo una vastissima area SAR. Ricerca e soccorso, sicurezza della navigazione, tutela della filiera ittica e tutela dell'ambiente marino, questi sono i nostri compiti principali. Tutti naturalmente ci conoscete per quello che è il SAR, il Search and Rescue, però facciamo anche altro, tutto quello che è legato comunque al mare. Una delle mission, appunto, riconducendomi al tema di quest'oggi della Guardia Costiera, è appunto la tutela dei mari, la salvaguardia dell'ecosistema marino, sia come flora che come fauna, soprattutto nel rispetto di quelle che sono tutte le normative internazionali e comunitarie e nazionali. Noi cerchiamo di prevenire lì dove è impossibile. Purtroppo ci tocca reprimere e di conseguenza sanzionare e denunciare, però la nostra principale, speriamo sempre di riuscire a prevenire e di evitare quelli che sono i possibili danni all'ambiente. Per quanto riguarda, abbiamo dei tecnici specializzati proprio per l'ambiente, abbiamo varie componenti, abbiamo per esempio i sub, una componente sub che si occupa anche quello che è il recupero dei beni archeologici o il recupero delle reti fantasma, per esempio quelle reti di cui i pescatori volontariamente o accidentalmente si disfano e che sono alla fine trappole mortali per i pesci, soprattutto anche per grandi cetacei. Abbiamo esempi di balene, delfini, anche tartarughe che comunque restano intrappolate e muoiono nelle reti. Abbiamo i nuclei PSC, cioè di Postal Control, sono dei tecnici abilitati che vanno a bordo delle navi, controllano che sia tutto in regola per quanto riguarda la sicurezza della navigazione in generale e naturalmente anche per il rispetto della MARPOL, quindi tutto quello che riguarda l'inquinamento generato, che potenzialmente potrebbe essere generato in mare. Invece a Roma, proprio al Comando Generale, abbiamo un nucleo specializzato di biologi, esperti in materie ambientali. Abbiamo dei laboratori mobili che comunque girano in supporto delle varie capitanerie,
e fanno anche analisi delle acque, oppure abbiamo anche un laboratorio fisso che dipende sempre dal comando generale, però fisicamente è collocato a Fiumicino, dove è attrezzato appunto con microscopi, con tutte quelle che sono le attrezzature necessarie a eseguire le analisi delle acque. Quindi tutela l'ambiente marino, naturalmente facciamo, come dicevo prima, prevenzione, tanta prevenzione, ma in molti casi ci tocca reprimere. Noi siamo agenti ufficiali di polizia giudiziaria, di conseguenza sull'ambiente possiamo agire sia di nostra iniziativa, nel momento in cui incontriamo, ci rendiamo conto di uno scarico abusivo piuttosto che una gestione incontrollata di rifiuti, oppure possiamo agire su delega della procura, insomma. Soprattutto agiamo naturalmente su quello che è il demanio marittimo portuale e su tutti i corpi idrici, i quali naturalmente prima o poi sfociano a mare, perché tutte le acque prima o poi finiscono in mare, è inevitabile, cioè il corso d'acqua che nasce in Valle d'Aosta prima o poi in mare finisce. Facciamo appunto il controllo e il monitoraggio dei traffici dei rifiuti, quindi controlliamo che le navi, i vari mercantili eseguano correttamente a bordo quella che è la gestione dei rifiuti e di conseguenza che scarichino i propri rifiuti nelle port facilities, nei porti dove attraccano fondamentalmente. Questo è il VTS è uno dei nostri sistemi di monitoraggio, ha più funzioni. Una è quello che dicevo, riesce a monitorare un po', questa è l'area di Venezia, infatti vediamo Venezia e le bocche di porto e arriva fino a Chioggia. Naturalmente al comando generale a Roma vedono tutta l'Italia, quello che di tutte le competenze dell'Italia. Noi con questo sistema riusciamo a capire, riusciamo a vedere, visto che le navi comunque a bordo hanno il sistema AIS e quindi ci trasmettono la loro posizione aggiornata, cioè in tempo reale, riusciamo a capire se a bordo ci può essere un problema, se ci può essere una collisione, se può esserci un'avaria, qualsiasi cosa, quindi le monitoriamo H24 e naturalmente questo sicuramente serve al search and rescue, quindi alla sicurezza della navigazione, ma è fondamentale anche per l'inquinamento, perché riusciamo a capire, sapendo i mercantili perfettamente cosa trasportano, perché loro ci fanno quella che è la dichiarazione di rifiuti, di materiali pericolosi, tutto il loro carico da cosa è composto. Noi, qualora ci fosse un problema, riusciamo ad agire, diciamo, di conseguenza, cioè arriviamo sul posto già pronti, diciamo, sappiamo qual è lo scenario che incontriamo. Venezia, come sapete, ha un SIN, un sito di interesse nazionale che è Porto Marghera, uno dei più grandi SIN in Italia. Porto Marghera è un grande porto commerciale. Spieghiamo che cos'è un SIN per i non addetti ai lavori, quindi un sito inquinato. Inquinato, naturalmente, perché Porto Marghera ha appunto vocazione industriale, è un porto industriale. Con la legge del 98 è stato appunto individuato quale sito di interesse nazionale e quello in rosso è la perimetrazione appunto la linea rossa indica la perimetrazione del SIN. Noi siamo molto attenti a questo sito, facciamo, non dico quotidianamente, ma quasi, comunque continue ispezioni a quelli che sono i canali, quelli che sono i marginamenti, quelli che sono gli scarichi o anche solo alle attività industriali che sono presenti in porto fondamentalmente. Abbiamo svolto quest'anno, ogni anno più o meno, devo dire la verità, vengono i sub direttamente e facciamo i monitoraggi. Quest'anno abbiamo fatto anche il monitoraggio di quelle che sono, nel rispetto della Marine Strategy, le specie aliene che si possono incontrare nel porto di Marghera. Facciamo continue analisi con l'ARPA,
con l'ARPA Veneto, appunto per valutare quelle che sono le qualità delle acque. Questa è una collaborazione che facciamo anche oltre le bocche di lido, appunto per valutare la qualità delle acque di balneazione, che è praticamente, questa è l'acqua di bagnazione in tutta Italia fondamentalmente, quindi proprio perché è anche uno dei punti focali per il rilascio della bandiera blu sulle spiagge. Proprio questa mattina sono stata alla consegna della bandiera blu ai vari concessionari del Lido di Venezia e quindi... Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'annesso 6 della Marpol impone il contenuto di zolfo nei carburanti deve essere inferiore al normale. Per quanto riguarda Venezia, esattamente a marzo di quest'anno è stato firmato il Venice Blue Flag, che è un accordo volontario dove le navi da crociera, una volta entrate nell'area VTS che vi ho fatto vedere ora, switchano praticamente sul carburante più ecologico, però parliamo di accordo volontario. Invece, sempre del marzo di quest'anno, che è stato approvato il nostro regolamento degli accosti, e all'articolo 15 prevede che quelle che sono le navi mercantili che sia alla fonda o che entrino in porto, quindi dalle 3 bocche di lido, hanno l'obbligo di passare al carburante che ha lo 0,10% in massa. Quindi di zolfo, sì, di zolfo. Credo che l'obbligatorietà, credo che Venezia sia la prima al momento, sì, credo di sì. La legge Salvamare. Lo scorso anno ero qui sempre il 1° giugno, mi è capitato, e abbiamo parlato della legge Salvamare. La legge Salvamare, che è quella che consente ai diportisti e ai pescatori, nel momento in cui anche a chiunque insomma naviga, qualora trovi o peschi accidentalmente dei rifiuti, è libero ora di portarli a terra e di smaltirli, perché prima incorreva in quello che poteva essere un traffico di rifiuti, perché mancava la norma. Esatto, sono assimilati agli urbani, di conseguenza i porti turistici dovrebbero consentire lo smaltimento, insomma, lì dove non c'è i porti gestiti dal comune, diciamo, dovrebbe essere il comune che gestisce lo smaltimento. Dall'anno scorso ad ora i decreti attuativi mancano e speriamo di vederli nel più breve tempo possibile. Comandante, posso fare un appunto di interesse per i nostri associati? Molti porti turistici si avvalgono di dissalatori. La legge Salvamare purtroppo ha introdotto la valutazione di impatto ambientale per l'installazione di dissalatori, perché i dissalatori producono la cosiddetta salamoia. Tengo solo a precisare che Assomarinas ha scritto al Ministero dell'Ambiente chiedendo che la procedura per l'installazione dei dissalatori, nonostante questa prescrizione, venga semplificata il più possibile, perché è una risorsa anche per il territorio. Sì. Se il porto non usa acqua potabile locale, insomma, solleva la comunità da quel problema. Prego. E quindi attendiamo i decreti di attuazione, magari l'anno prossimo ci ritroviamo qui a parlarne nuovamente. Nell'oggetto parlavo di plastic free, il plastic free ormai questo è un tema, la plastica nei mari, le microplastiche che già ha l'attenzione di molti già da diversi anni, perché comunque la plastica entra nel ciclo alimentare e prima o poi lo mangiamo anche noi. La Guardia Costiera ha un accordo, è stato firmato con il Ministero dell'Istruzione, perché speriamo e credo che ci riusciamo, di sensibilizzare, andiamo nelle scuole, perché partendo dai più piccoli speriamo di arrivare ai più grandi, a quelli un po' più restii, non per cattiveria ma per forma mentis, e quindi andiamo nelle scuole e facciamo vedere ai bambini tutto quello che è il problema delle plastiche, cosa
cosa creano sull'ecosistema, quello di cui parlavo prima, delle reti fantasma, un po' tutti i tempi di smaltimento dei vari rifiuti nel mare, perché parliamo anche di centinaia o migliaia di anni. Quindi questo. Però siamo sempre a servizio della collettività, per qualsiasi domanda, problema, vi potete sempre rivolgere a noi, rispondiamo sempre. Comandante, grazie per la sua presenza. Grazie Ringraziamo a voi. molto anche l'ammiraglio Pellizzari per l'aiuto che tramite lei ci ha fornito e siamo sempre lieti di collaborare anche noi, anche se i porti turistici dal punto di vista dell'inquinamento sono una goccia nel mare. Insomma. Sì. Grazie Comandante, grazie. Ecco, come vedete dal nostro programma abbiamo cercato di toccare argomenti molto vari e diversi, dall'idrogeno alla fornitura elettrica di potenze adeguate alle imbarcazioni elettriche. Però come cappello di tutto c'è sempre il concetto di gestione sostenibile di un'azienda o di un porto turistico. Quindi chiamerei la dottoressa Gabriella Chiellino, che è anche fornitore di Assomarinas con la ditta IMQ e Ambiente. La ringraziamo per averci aiutato a combattere contro l'ipotesi di progetto di acciaieria a San Giorgio di Nogaro, che quello sì sarebbe una grave compromissione dell'ambiente della laguna di Marano, e le chiediamo di spiegarci la nuova tendenza alle certificazioni ESG, Environmental, Social and Governance. Grazie Gabriele. Grazie dell'invito al Presidente di Assomarinas. E comunque il programma parla di tutto, ma c'è una linea su quel programma di interventi migliorativi nei porti turistici proprio sui temi che andremo ad affrontare. Poi sul tema dei dissalatori, già che sai che di mestiere la nostra società fa le valutazioni di impatto ambientale, ma di come semplificarle ci possiamo parlare. No, io sono quella che va a semplificare. Io vi ho preparato una presentazione per anche inserirci in un contesto italiano, che magari le prime slide, io vengo anche dal mondo scientifico, per cui io ricevo ogni giorno tutti i dati sul clima, cosa sta succedendo e tutte le problematiche. Quindi qualche slide iniziale di impatto, ma per capire che siamo tutti chiamati a fare qualcosa, in velocità. Quindi il grido della terra lo chiamiamo così perché il mio codice deontologico per il mestiere che faccio è un'enciclica, la Laudato Si, dove dentro ci sono i capitoli molto tecnici sull'agire e sui temi ambientali e anche come noi progettisti e anche gli imprenditori devono agire per prendersi cura di questo grido. Questo grido, vedete, è un grido che parte dal nord del mondo, dove tutti i paesi come l'Europa ad alto benessere stanno utilizzando tutti i beni del sud del mondo. Vedete un'America del Sud molto piccola, un'Africa quasi invisibile, perché noi prendiamo i metalli dell'Africa, della Cina e li usiamo noi. Per cui abbiamo una responsabilità verso gli ESG che è anche proprio sociale. L'altra cosa importante, visto che sono in Assomarinas, sta slide ci stava per dire che siamo di fronte, tutte le marine che voi gestite si trovano, secondo me, ogni anno ad aver sempre più timore sulle coste del rischio idrogeologico della nostra, abbiamo sentito prima la Guardia Costiera, della nostra penisola. I rischi sono ovviamente elevati, la zona veneziana ovviamente è conosciuta per anche un'infrastruttura che dovrebbe proteggere, e questi rischi derivano da un aumento di temperatura. Questa slide poi l'ho voluta calare nel Veneto, nella nostra regione, dove noi vediamo un aumento di temperatura costante negli ultimi anni e dove vediamo anche uno scioglimento ma di ghiacciai fuori casa nostra, insomma questa è la Marmolada. E questo fa sì che anche noi, non ho portato l'Emilia, insomma negli ultimi anni in questa regione, ma ci sono casi in tutta Italia, non ultimo adesso anche la paura in Sardegna, di questi fenomeni. Questa parte introduttiva è fondamentale per capire cos'è la sostenibilità, che non è una parola vacua, gli ESG che tutti si riempiono la bocca. Ve lo dico con passione, tenendo bassa la voce, perché io è 30 anni che faccio questo mestiere e ho visto gli inquinamenti. Abbiamo lavorato anche con la Guardia Costiera, per esempio a Trieste, e loro hanno apprezzato anche il nostro lavoro sull'impatto ambientale delle costruzioni e gli sviluppi portuali, proprio per gestire i temi ambientali.
La sostenibilità è una risposta a quel grido della terra, non nasce perché uno si è inventato la mattina, perché ci sono dei problemi. Questi problemi, non vi ho fatto tutta la storia, ma nel 2015 scoppiano, nel momento in cui la comunità scientifica si mette d'accordo che il tema climatico esiste, perché io negli anni in cui studiavo all'università, magari qualcuno di voi c'era la comunità divisa, chi diceva che l'ozono non era vero e altro. Nel 2015, partendo anche da BlackRock, quindi la comunità finanziaria, inizia a dire che partirà una campagna di disinvestimento sulle fonti fossili, addirittura BlackRock ha detto che non investe più in quelle aziende che hanno oltre del 30% di materia prima proveniente da fonte fossile anche a livello energetico, quindi la finanza che dice io non investo, attenzione aziende. Poi l'accordo di Parigi che dice attenzione ai 2 gradi centigradi che poi diventano 1,5 e la Laudato Si che vi ho citato perché anche il Papa fa una comunità scientifica mondiale e fa un codice deontologico per chi si occupa di questi temi, che è il mio codice deontologico oggi. E la sostenibilità quindi deve andare a rispondere a quei fenomeni che avete visto e quei cerchi iniziali, i primi 3, fate finta che sia uno sgabello con sotto, uno sgabello sta in piedi se ha almeno 3 gambe, se no crolla. Le 3 gambe della sostenibilità sono l'ambiente, e abbiamo sentito prima la Guardia Costiera e le difese dell'ambiente, la società, perché noi non possiamo continuare a produrre non pensando al territorio, al lavoro, ai temi anche non mondiali ma anche territoriali del lavoro e a una governance economica, cioè investire per migliorare, ok? E qui ci entra il PNRR e tutti gli investimenti per migliorare con progetti sani i territori. Agenda 2030, anche questa è uscita, già ieri sera a cena l'avete fatta vedere. In più l'altra cosa importante, già che siete aziende italiane, è che nella nostra Costituzione all'articolo 941 dall'altro anno c'è l'articolo che dice la nostra Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela l'ambiente e la biodiversità. Questo ve lo dico perché anche nel vostro mestiere oggi non è solo la legge che ci dice di proteggere, ma è la Costituzione, tant'è che io sono in attesa di tutte le evoluzioni diciamo legali, dei TAR, eccetera, perché bisognerà anche difendersi dall'articolo della Costituzione che dice nell'interesse delle future generazioni. Andando avanti, già che il mio intervento era anche sulla finanza e voi siete imprenditori, perché comunque avete attività, la parte finanziaria forse è quella che mi aiuta ultimamente, dopo la parte etica di responsabilità, a dire dobbiamo agire. E la parte finanziaria come ce lo dice? Ce lo dice in una forma molto semplice, cioè ha dato in Europa, parliamo dell'Europa adesso e dell'Italia, l'Europa ha fatto un piano per la finanza sostenibile e ha chiesto alle nostre banche, dopo interverrà perché è giusto che ci sia anche una banca, le industrie bancarie e finanziarie devono essere canali di indirizzamento dei flussi finanziari. Cosa vuol dire? Che se oggi io vado a chiedere incentivi pubblici, PNRR o altro fondi regionali o privati, banche, finanziatori, questi mi chiedono come io gestisco i miei rischi fisici e di transizione della mia attività. Cosa vuol dire? Porto turistico, ma tu porto turistico sei in una zona a rischio idrogeologico, come stai gestendo il tuo rischio di esondazione, rischio di problemi? Dagli un valore di rischio tecnico e rischio economico. Come stai gestendo la transizione energetica? Riesci a produrti da fonti rinnovabili? Se aumenta il costo dell'energia, come va a impattare sul tuo piano industriale? Cioè vi dico robe concrete che per oggi lascerò poi alla direttrice di Intesa San Paolo, alla manager, proprio a parlare di questo, e le slide ve le lascio così andate a vedere anche dati e indicatori. Quindi c'è un modo per raccogliere poi questi dati, noi lo facciamo in maniera digitale proprio per, questo l'abbiamo fatto per dirti per un fondo immobiliare, ma me lo vedo anche per i porti, per quello vi ho preso sto case, dove l'altezza della colonnina è il rischio di transizione energetica per gli immobili in questo caso. Perché? Perché gli immobili, come leggete dai giornali, se non entreranno in classe D e la Comunità Europea andrà avanti con la direttiva, non saranno né più vendibili né più affittabili. Chi ha patrimoni immobiliari è terrorizzato.
E le banche gli stanno chiedendo: ma su questa transizione qui come stai gestendo sto rischio di valore dei tuoi immobili? La stessa cosa io la vedo importante per i porti, perché sono in una penisola che è bellissima, che oggi dovrà affrontare, e lo deve fare in maniera intelligente, questo rischio climatico. Quindi nella Laudato Si dice agli imprenditori, a chi progetto, che abbiamo un impegno che è la decisione di non proseguire in un progetto utile a questa resilienza climatica e di investire tutte le energie che abbiamo per fare meglio. E ce lo chiedono anche, ce lo chiede la finanza, quindi tutto si integra. Volevo terminare con un progetto che era il progetto che volevo presentare anche ad Assomarinas. Questo l'abbiamo fatto in questo caso con l'associazione dei campeggi che hanno problemi tante volte analoghi. Abbiamo fatto un accordo quadro, questo accordo quadro, perché è intesa e anche noi investiamo ovviamente nel sviluppo di questi ESG, che avete capito sono molto concreti, e l'idea oggi è di proporvi un progetto pilota anche per Assomarinas per proprio avviare in una parte d'Italia, qui siamo partiti con 10 strutture distribuite in Italia, un'analisi che ha come obiettivo creare un marchio anche di garanzia per i porti che è sì l'ESG, quindi ambiente, parte sociale, di governance economica, ma che per voi deve diventare un valore finanziario, cioè se voi lo fate su temi allora aumentate il vostro valore oltre che di difesa della vostra Marinas. Ottenete più facilmente. Allora, innanzitutto nei finanziamenti pubblici vi viene chiesta questa relazione di non danno ambientale e nei privati, ve lo dirà dopo la banca, l'implementazione. Quindi un protocollo del genere che vi dà un modo di operare in tutta Italia alla stessa maniera, in maniera semplice, anche perché i rischi di un porto turistico variano dal territorio, ma di contenuti, le energie, i rifiuti, l'elettrificazione, le acque di scarico, insomma quello è. E quindi creare Assomarinas, lavorare per un'associazione che anche lei sia partner di uno sviluppo sostenibile dell'Italia. Questi sono i passaggi del progetto, quindi analizzare gli indicatori vostri senza avere indicatori ESG che non siano per voi attinenti, applicarli a delle marine d'esempio, partire con un case pilota, per poi fare una linea guida vostra, che poi il vostro presidente, che l'ho visto eccezionale, bravissimo, anche ieri la cena organizzata, sono le relazioni, però a livello relazionale poi presentarsi ad un governo per dire noi siamo già bravi, semplificami la via per i desalinizzatori, questi sono argomenti. Ecco, quindi la nostra proposta è che partecipiamo a tutti con un obiettivo che ci accomuna tutti imprenditori e chi opera a disinvestire dai combustibili fossili, quindi costruire e progettare con questo obiettivo. Grazie Gabriella, veloce e chiarissima, complimenti. Intanto salutiamo anche l'assessore Venturini, un caro vecchio amico devo dire, che può intervenire anche per darci un saluto, considerati i suoi molti impegni. Prego Simone. Grazie Roberto, buongiorno a tutti. Ho avuto la fortuna anche di ascoltare un pezzo della relazione di Gabriella che saluto e saluto gli ospiti e i relatori di questo importante momento che ormai è una interessante abitudine. Credo che un primo scopo questo Salone l'abbia già raggiunto, cioè creare sempre di più in città la consapevolezza che il settore nautico, i porti turistici, le darsene, i motori, tutto quello che riguarda la vela, tutto quello che riguarda la cultura del mare, debba tornare ad essere patrimonio di questa città, debba essere il nostro sangue, il nostro pane quotidiano e dobbiamo tornare a discutere in una città che per troppo tempo ha abdicato a questa funzione e si è dimenticata di essere stata la regina dei mari per troppo lungo. Quindi ecco il Salone Nautico, che oggi è la 4ª edizione, tra l'altro in anni un po' travagliati, l'acqua alta, il Covid e altre situazioni, insomma ha già una sua maturità. Una maturità che si esprime sicuramente nella parte più visibile, quindi il numero di imbarcazioni e di espositori, ma in una parte ancora più materiale, ma forse ancora più importante,
perché poi perdura tutto l'anno, di una nuova consapevolezza, anche di potenzialità che la nostra città può esprimere e non sta ancora esprimendo quanto potrebbe. Per città intendo non ovviamente solo i confini comunali, ma siamo ovviamente in una laguna, quella di Venezia, siamo in un mare, il mare Adriatico, e quindi non ha senso ragionare come isola, ha senso ragionare come ecosistema lagunare, ecosistema adriatico, anche in chiave evidentemente turistica. Quindi davvero complimenti a voi per aver saputo tenere dentro questo discorso il tema dei porti turistici, che appunto vedono il nostro territorio un po' in ritardo rispetto a altri stati, un po' per ragioni fiscali, un po' per alcune scelte sbagliate, lo ricordavamo insomma anche negli scorsi anni, un po' anche perché evidentemente abbiamo talmente tante cose per le mani che non riusciamo a valorizzarle come dovremmo, perché comunque qualcuno che passa per Venezia o per Jesolo lo si trova e non si riesce a valorizzare il tipo di turismo che poi garantisce in rapporto quantità-qualità il maggior PIL per il territorio. Quindi ecco, il porto turistico è oggi da considerare un grande alleato per la crescita, si rivolge a una platea di persone, nella stragrande maggioranza dei casi di livello qualitativamente superiore alla media, non solo in termini economici, attenzione, non è un discorso classista, è un discorso di scelta del tipo di vacanza, scelta del tipo di turismo, mediamente un turismo più slow, è un turismo più vicino ai temi della natura, al rispetto dell'acqua e del mare. Io non ho mai visto un marinaio buttare una cartaccia per terra o un pezzo di plastica in mare. È un turismo ad alto potere di spesa, perché quando si muove una barca hai dei costi che mediamente esistono, lo sapete benissimo voi, che non sono solo dei costi, o meglio, sono dei costi visti lato turista, ma sono dei ricavi visti lato infrastruttura e settore turistico. Quindi ecco, è ben centrale, è ben centrato parlare di porto turistico declinato in chiave ambientale, a maggior ragione oggi a Venezia, dove ci candidiamo ad essere capitale della sostenibilità, ma è anche forse uno dei settori che ha raggiunto rispetto ad altri una maggior consapevolezza in tal senso, e quindi siete anche un po' pionieri nell'affrontare certi ragionamenti di autosufficienza, di recupero, di zero waste e quant'altro. Quindi davvero da parte nostra, da parte del Comune, il grande grazie per aver tenuto alta l'attenzione in questi anni sul tema, aver creato un terreno comune di confronto e anche il messaggio che per noi siete centrali, per noi sempre di più Venezia deve sapere intercettare questo tipo di settore. Ci sono alcune esperienze che stanno funzionando per fortuna bene, altre stanno crescendo, quindi ecco, Venezia deve sapere agganciare ai tanti tipi di turismo che già oggi ospita anche e maggiormente questo tipo di turismo, per le ragioni che dicevo prima, semplicemente perché è un turismo più coerente e più compatibile con la nostra visione di città. Grazie. Un applauso all'assessore Simone Venturini, sempre brillante, hai perfettamente centrata la questione. Il motonauta o il velista è un custode del mare, è il primo interessato ad avere un mare pulito ed è anche una persona di cultura media superiore, perché ovviamente non si riesce a navigare se non, come dire, studiando e preparandosi. E d'altro canto noi abbiamo sempre sostenuto che la nautica da diporto è anche un grande fattore di formazione delle nuove generazioni. Un bambino a bordo impara quasi più che a scuola, perché impara di tutto e anche impara a rispettare l'ambiente. Grazie Simone. Adesso riprendiamo il filo del discorso dell'importanza della componente finanziaria con la dottoressa Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Banca Intesa San Paolo, che ci parla appunto dell'aspetto della transizione ecologica sostenibile anche dal punto di vista finanziario. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io sono particolarmente felice di essere oggi qua in questo convegno e vi ringrazio per aver invitato la banca a esprimere attraverso me la sua voce. Peraltro sono un testimone dell'essere diventata velista a 5 anni e di esserlo stata anche facendo regate a livello amatoriale fino a che sono rimasta in Sardegna, quindi fino alla maggiore età poi sono finita in mezzo alla pianura e ho ritrovato il mare qua adesso a Venezia, sono felice. A me piace molto questo mare, è diverso, è molto bello, mi ci ritrovo tantissimo. Peraltro vedevo anche parlando con società che si occupano invece di creare yacht, come il tema sia all'attualità, quello di portare anche la forza del vento come forza motrice in queste grandi navi, che insomma tanto sostenibili in termini energetici non sono oggi come oggi, poi vedremo con le nuove fonti energetiche rinnovabili. E mi trovo tanto con quello che diceva Gabriella, tant'è che con Gabriella Chiellino di MQ Ambiente noi lavoriamo insieme qua nel territorio, io seguo il Veneto Orientale e Friuli Venezia Giulia,
per la banca nel nostro laboratorio di sostenibilità che abbiamo creato, dove abbiamo dei partner nazionali e anche locali. Gabriella è uno dei nostri partner locali e diceva bene prima, il tema è che la transizione ci riguarda tutti e ci riguarda nelle diverse dimensioni, una dimensione di governance, una dimensione sociale e una dimensione quella della transizione energetica. Recentemente il nostro capodivisione Stefano Barrese ha comunicato, Carlo Messina, hanno comunicato al mercato un impegno da parte della banca fino a 76 miliardi di euro a livello nazionale per accompagnare la transizione energetica. L'abbiamo chiamato transizione energetica, Motore Italia Transizione Energetica. E ogni impresa, ogni attività produttiva, e purtroppo è molto di più perché ogni famiglia non può oggi non avere il proprio progetto di sostenibilità. E la governance ne è parte integrante perché mi piace fare un riferimento a questo aspetto. Non può esserci un programma di sostenibilità se non c'è anche un progetto di governance all'interno di un'azienda, che vuol dire immaginare quel che accade, immaginare qual è la trasformazione anche delle filiere produttive, dei bisogni delle persone e anche della propria proposizione di offerta e di valore per essere ancora sul mercato, ancora attraenti, ancora dei punti di riferimento da qui a qualche anno. E questi anni non sono poi tanti perché comunque gli impegni che esistono sono ormai abbastanza vicini, le prime scadenze, e quello che accade nell'economia tipicamente è che se una scadenza al 2030, al 2035, al 2050, in realtà gli effetti si riverberano sul quotidiano e su qui e ora immediatamente. E in effetti mi piace partire da questo presupposto perché secondo me sarebbe un po' una perdita di valore pensare che il sistema finanziario metta dei vincoli. Mi trovo proprio con la sintesi che ha fatto Gabriella prima, in realtà il sistema finanziario è un po' la colonna portante perché rende possibile l'attuazione di progetti nella misura in cui questi superano la prova di mantenimento di valore, di attrattività e di interesse nel corso del tempo in un ecosistema che cambia. Quindi il tema è, da qui a qualche mese anche la Banca Centrale Europea chiederà a tutte le banche nel momento in cui viene fatta una concessione di credito di calcolare lo score di sostenibilità di un'impresa e sulla base di quello, è proprio un punteggio, sì, che va a influenzare sostanzialmente anche la valutazione di merito creditizio. I motivi sono duplici. Il primo riguarda senz'altro anche a livello macro, se vogliamo, quello che diceva Gabriella prima, le risorse finanziarie, anche quando le contiamo in miliardi di euro, sono comunque limitate ed è fondamentale, data l'imponenza della trasformazione che è in corso di sostenibilità, che siano indirizzate correttamente. Il secondo riguarda la stessa sostenibilità dei bilanci delle banche, perché se non venissero indirizzati, quindi siamo a livello più micro, se non venissero indirizzate queste risorse con quella modalità lì, allora vorrebbe dire che anche gli stessi bilanci delle banche cominciano a mostrare crepe nell'essere le banche stesse sostenibili. Non oggi, non domani, in un orizzonte temporale un po' più lungo, ma mica poi troppo. Quindi è un mondo che si muove piuttosto rapidamente, purtroppo con gli eventi che ci sono stati adesso di geopolitica che ci hanno fatto vedere lo scorso anno come può cambiare la bolletta energetica di una famiglia nel giro di poche settimane o di un'impresa nel giro di poche settimane, rende tutti molto consapevoli di quella che è l'urgenza dell'azione. Quindi il questionario di sostenibilità noi l'abbiamo reso disponibile adesso anche all'interno del sito corporate della banca in maniera tale che le imprese comincino ad avere un po' di dimestichezza in questo. Abbiamo fatto un test di comprensione anche con lo Strategy Innovation, che è lo spin-off qua di Ca' Foscari, no? Del professor Bagnoli, su un po' di imprese sul territorio. Parallelamente lo abbiamo fatto anche noi come direzione regionale e devo dire che tutto sommato non è stato così difficile per le PMI compilarlo. Forse prima della crisi energetica qualche difficoltà in più ci sarebbe stata nell'andare a reperire i propri consumi di energia, adesso purtroppo tutti lo sanno fin troppo bene, tant'è che è uno dei temi principali. È importante questo nel mondo dei porti turistici, estremamente importante perché proprio la fruizione anche di un porto turistico è molto governata dalle scelte e comportamenti di un consumatore finale che sempre di più sarà consapevole di queste dimensioni e quindi così come già accade nell'ambito del turismo, anche sul litorale qua a Veneto lo vediamo molto bene perché
più dell'80% dei fruitori dei servizi sui litorali vengono dall'area germanica, che da tantissimi anni mostra di avere una grandissima sensibilità su questo. Ebbene, oggi come oggi, avere una strategia di posizionamento anche come porto turistico su tutti questi temi è fondamentale, sia per quanto riguarda le risorse idriche, per quanto riguarda i consumi, per quanto riguarda tutti quei valori che poi sono racchiusi nei canoni della sostenibilità. E quindi in questa ottica noi siamo a fianco ogni giorno di tutti gli operatori economici, quindi oggi mi fa piacere poterlo dire anche a questa platea, ma noi lo facciamo ogni giorno in ogni contesto economico e con grandissima cura nei confronti delle famiglie, perché riuscire a chiudere i propri piani finanziari di funzionamento, che sia il bilancio familiare mensile di una famiglia o che sia quello di un'impresa piccola o grande, è un po' un nuovo mestiere. Da questo punto di vista l'investimento in energia fotovoltaica è fondamentale. Vediamo che ci sono tantissime imprese che si stanno attrezzando per realizzare gli investimenti che peraltro non sono di per sé così difficili da realizzare in termini finanziari, quindi non sono necessarie grandi risorse. Purtroppo con i costi dell'energia attuali il break-even si raggiunge nel giro di pochi anni, ma poi da lì si matura la propria autonomia e indipendenza energetica. Quindi questo fa molto bene a chiudere il proprio bilancio anche per consentire poi di avere risorse da dedicare agli investimenti e allo stesso tempo consente anche di modificare la proposizione di valore con la quale ci si presenta al proprio mercato di riferimento. E quindi è proprio in questa logica che abbiamo deciso anche di anticipare quelle che sono le regole ancora in corso di emanazione da parte del governo, della che sta dialogando con la comunità europea sulle comunità energetiche rinnovabili, proprio per cominciare a svolgere delle azioni attive di sensibilizzazione sul campo in questa direzione. Ecco, grazie a tutti. Grazie dottoressa Nieddu, quindi sapete che Intesa San Paolo ha dei pacchetti di finanziamento pronti per il turismo purché sia sostenibilmente orientato. Grazie tante. Adesso l'ingegner Caprio della Punch di Torino, avendo dei problemi anche di logistica e di trasporto, interverrà con un pochino di anticipo rispetto alla scaletta, perché dovendo parlare di transizione energetica non possiamo ignorare il tema dell'idrogeno. Se ne parla ancora troppo poco, è una rivoluzione sempre più vicina e l'ingegner Caprio di Punch ci darà qualche approfondimento in merito. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Astomarinas per l'invito e il suo Presidente. Dunque è un piacere poter parlare di idrogeno con voi. Parlare di idrogeno però dobbiamo un attimo inquadrarlo. Vabbè, andrò a voce. No, non ho la chiavetta, ho la mail, glielo posso rispedire con un'email, però. Vado a braccio perché altrimenti... Dunque, per poter parlare di idrogeno bisogna un attimo inquadrare il problema nella transizione ecologica. Dunque, il tutto nasce con la COP21 Parigi, novembre del 2015. Viene definito un limite massimo per il riscaldamento tra 1,5 gradi e 2. Fatto questo, a livello mondiale, l'Europa fa suo questo piano e definisce un piano per diventare come continente neutrale dal punto di vista della CO2 entro il 2050. Per fare questo definiscono un piano, quindi c'è tutta una scaletta di tecnologie da utilizzare che vanno dall'elettrico, l'idrogeno e l'efficientamento energetico. Quindi è una ricetta fatta di diversi ingredienti, non è un singolo ingrediente. Tra questi ingredienti, come stavamo dicendo, c'è l'idrogeno. Ora, parlando di idrogeno, andiamo un attimo a fare il fuoco. L'Europa, la Commissione europea, ha degli strumenti per imporre il limite alle emissioni. Questi strumenti sono il RED, che è il Renewable Energy Directive, che stabilisce la quota parte di energie rinnovabili che devono essere utilizzate dall'Europa, e l'obiettivo di questo RED per il 2030 è di 32%, quindi entro il 2030 l'obiettivo è che il 32% dei consumi sia fatto con energie rinnovabili. L'altro strumento è l'AFIR. L'AFIR è l'Alternative Fuel Infrastructure Regulation, che stabilisce chi dovrà costruire le infrastrutture e come.
quindi sia per la distribuzione dell'elettricità tramite le stazioni di ricarica, sia tramite dei distributori di idrogeno. Il terzo strumento che è specifico per il maritime è il Fuel EU. Fuel EU stabilisce quelli che sono i limiti emissivi, stabilisce quale tipo di naviglio è soggetto a questi limiti, per esempio il naviglio militare, le rompighiaccio non sono soggette alla regolamentazione del Fuel EU, introduce il concetto di cold ironing. Cold ironing vuol dire che le navi che entrano in porto, che sono in banchina, devono alimentare i loro carichi da terra, quindi con delle sorgenti di potenza da terra, quindi con dell'energia verde. Questo vale per navi che sostano per più di 2 ore in banchina. L'altro anche punto importante di questa risoluzione del Fuel EU è il pooling, cioè questo dà la possibilità alle navi di poter creare dei pool di navi, quindi navi più vecchie e navi più nuove, che possano quindi bilanciare l'una con l'altro la quantità di gas serra emesso, e questo quindi consente a navi più vecchiotte di poter essere in regola con le direttive sulle emissioni se fanno appunto parte di questo tipo di pool, quindi c'è un bilanciamento. Andiamo adesso, ora ho sentito diversi interventi molto interessanti, no, su quelli che sono le regole, l'ESG, le banche, la parte della governance, eccetera. Quello che noi stiamo cercando di fare dal punto di vista delle aziende è di mettere a disposizione le tecnologie per i porti turistici, appunto, per poter appunto affrontare queste sfide. Il porto turistico di per sé è una grandissima opportunità di energia pulita, perché ha una diversificazione notevole in termini di utilizzo di energie, in quanto c'è il naviglio, ma ci sono anche mezzi di terra, ci sono le strutture, quindi offre questo tipo di opportunità. L'idrogeno in questo tipo di ecosistema può essere utilizzato sia come combustibile, quindi per la propulsione del naviglio, dei mezzi di terra, ma anche come sistema di generazione di corrente elettrica per poter alimentare tutti gli altri sistemi di un porto turistico. Quindi, Caprio, per chiarire meglio, sì, l'idrogeno può essere utilizzato sia nel motore a combustione, quindi nel motore convenzionale. Vengo a dare questo, sì, assolutamente. Quindi stavo dicendo, all'interno del naviglio quindi possiamo avere la propulsione, se andiamo a guardare ora specifico per il naviglio, possiamo avere diversi tipi di tecnologie. Possiamo andare a supportare la propulsione del naviglio, e questo possiamo farlo o con delle cosiddette celle a combustibile, che sono, penso, note ai più come tecnologia quando si parla di idrogeno, che sono dei dispositivi elettrochimici che ricevono al loro interno idrogeno e aria, e quello che rilasciano è corrente elettrica, calore e acqua. L'acqua è lo scarto di una cella a combustibile, quindi questa produrrà l'energia elettrica che serve per far funzionare i vari sistemi di bordo, e per il piccolo naviglio anche la propulsione. Perché faccio questa specifica sul piccolo naviglio? Perché quando cominciamo a parlare di grandi mezzi, quindi di grandi navi che fanno delle traversate transoceaniche, per esempio, dove non c'è la possibilità di un rifornimento durante la tratta, la quantità di idrogeno, a causa della bassa densità dell'idrogeno, cioè 1 chilo di idrogeno, per capirci, in forma gassosa a 700 bar occupa 25 litri, 1 chilo di idrogeno. Ora, sebbene 1 chilo di idrogeno abbia 3 volte il contenuto energetico del diesel, comunque rimane molto ingombrante. Questo fa sì che per delle lunghe tratte la propulsione dovrà essere risolta con delle soluzioni specifiche, o delle navi disegnate per poter funzionare con questo tipo di combustibile, oppure con dei combustibili allo stato liquido, di cui avete sentito parlare, l'ammonia, o altri liquid organic hydrogen carrier, che sono delle soluzioni di tipo diverso, metanolo, eccetera. Ora, per quanto riguarda invece la produzione, per le grandi navi, quello che noi stiamo proponendo sono dei motori a combustione interna a idrogeno, quindi non facciamo altro che convertire motori diesel o motori benzina, li convertiamo dal fossil fuel all'idrogeno, e questi consentono sia di lavorare come sistemi di propulsione, ma anche di lavorare come generatori di corrente. Quindi la possibilità di alimentare carichi elettrici nei piccoli porti, nei porti turistici, ma anche nei grandi porti, grazie alla presenza di idrogeno.
Detto questo, le tecnologie sono interessanti. Se parliamo di fuel cell, abbiamo già detto, è un dispositivo elettrochimico che produce corrente elettrica. Motore a combustione interna, stiamo sviluppando delle soluzioni, due tipi di soluzioni fondamentalmente. Una soluzione che lavora a 100% idrogeno, quindi funziona solo ed esclusivamente con l'idrogeno, quindi brucia idrogeno, ha una produzione di CO2 che è zero. Questo è stato anche il risultato di un'attività fatta con Hydrogen Europe, in cui si è riconosciuto per l'heavy duty i motori a combustione interna a idrogeno sono considerati degli zero CO2 emissions. Abbiamo poi un altro tipo di tecnologia diverso che chiamiamo dual fuel. Dual fuel vuol dire che andiamo a bruciare una miscela di combustibile fossile e di idrogeno e questo chiaramente offre la riduzione di CO2 che è proporzionale alla percentuale di blending. Cioè se io introduco il 30% di idrogeno avrò... C'erano quindi. C'erano. Va bene, scorro molto velocemente, questo ne abbiamo parlato, volevo giusto farvi vedere le due tecnologie. Quindi il single fuel, 100% idrogeno, che appunto è completamente uno zero CO2 emission, e il dual fuel che ha un blending, quindi andiamo a bruciare un blending idrogeno. Tutto questo può essere fatto con un retrofitting, cioè si possono prendere delle imbarcazioni esistenti e fare l'operazione così come un po' si installa l'impianto a gas sulle auto. Questo è un esempio di uno studio fatto con Castagnola in cui si installa un motore V8 6.6 litri, quindi diventerà uno zero CO2 con dei serbatoi da 74 kg di idrogeno, ha un'autonomia in velocità di crociera o in piena velocità da 83 miglia a 208 miglia. Questo chiaramente offre un risparmio di peso rispetto alle batterie di un sistema elettrico di circa 2 tonnellate, come vedete sopra. Cioè, se avessi voluto fare la stessa imbarcazione con un sistema elettrico e con batteria, avrei dovuto avere un peso superiore di 2 tonnellate. Questa è un po' la descrizione di cosa cambia su un single fuel motore a combustione. A parte le parti interne del motore, c'è stata tutta la parte per l'alimentazione dell'idrogeno, quindi bombole, tubi, eccetera, valvole di sicurezza. La stessa cosa si applica nel momento in cui parliamo di dual fuel, quindi abbiamo, come dicevo, la possibilità di avere un retrofitting vero e proprio. E qua invece appunto per quanto riguarda la fuel cell appunto stiamo dicendo che partendo dall'idrogeno è in grado di produrre energia elettrica che poi può essere usata per vari scopi e per vari usi sull'imbarcazione. La fuel cell è un dispositivo in produzione, quindi non stiamo parlando di roba che verrà, ma è qualcosa di già presente, sia da parte dei grossi costruttori di auto, Toyota, Hyundai, General Motors, che da parte di altri fornitori come Ballard. Ballard è molto famoso per questo. Questo è tutto. Vi ringrazio. Certo, come stavo dicendo, c'è la possibilità di avere dei generatori che già sono sul mercato, ne abbiamo già venduto uno, e quindi offre la possibilità di avere questo tipo di fonte energetica sul porto. Ingegner Caprio, grazie perfetto, mille. impeccabile, ha anche gestito bene l'imprevisto, la ringraziamo. Quindi ricordatevi Punch Torino, che è attualmente in Italia la più avanzata sul fronte dell'utilizzo dell'idrogeno come potenziale nuovo propulsore o fattore di propulsione. Bene, a questo punto passiamo all'altro capo del ventaglio delle opzioni, che è quello della nautica elettrica. E quindi invito la dottoressa Mora di Acqua Superpower a fare il suo intervento. Le slide sono pronte. Ok, perfetto, grazie. Buongiorno, io sono Giulia Mora, lavoro per Acqua Superpower e mi ricollego all'intervento appunto di Gabriella Chiellino, che finiva con il disinvestimento dai combustibili fossili. La nostra azienda ha sostanzialmente una missione, che è quella di ridurre l'impatto della nautica sull'ambiente. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso lo sviluppo di un'infrastruttura di ricarica pubblica per imbarcazioni elettriche. La tipologia di ricarica che proponiamo è una ricarica rapida, che quindi ci dà la confidenza di poter dire che un'imbarcazione può essere ricaricata nel tempo di un pranzo. Questi sono solo degli esempi di installazioni realizzate dalla nostra azienda.
Operiamo a livello globale, per cui tutte le installazioni che vedete sono state realizzate in diverse location che vanno da Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Ventimiglia, la Svezia, piuttosto che gli Stati Uniti. Queste invece sono le installazioni che abbiamo realizzato sul territorio italiano. Abbiamo delle installazioni a Ventimiglia, sul Lago Maggiore alla Marina di Verbella, abbiamo 2 installazioni a Venezia, una all'Isola della Certosa, una alla Marina di Liogrando, Tre Porti, e speriamo di averne presto altre in via di discussione, e abbiamo un'installazione presso la Marina di Brindisi realizzata quest'anno. Acqua Superpower è sostanzialmente la prima rete che cerca di sviluppare la propria infrastruttura a livello globale. Come abbiamo detto, è fondamentale che sia un'infrastruttura pubblica, perché vogliamo dare la confidenza all'utente finale sia di acquistare una barca elettrica ma allo stesso tempo di poterci navigare. E altrettanto fondamentale è la creazione di corridoi di ricarica, perché a poco ci serve un singolo caricatore posto in una location, bensì abbiamo necessità che ci siano diversi punti sulla mappa che permettano appunto di avere la famosa confidenza di acquistare un'imbarcazione elettrica ma allo stesso tempo stimolare quello che è questo mercato. I prodotti che utilizziamo sono prodotti completamente marinizzati, per cui è importante specificare che non si parla di stazioni di ricarica stradali installate sui pontili, bensì sono prodotti marinizzati con protezione IP67 nella maggior parte dei casi, quindi un'alta protezione a quella che è la polvere e all'umidità. Hanno dei cavi certificati per l'installazione vicino agli specchi d'acqua e hanno tutti dei sistemi di raffreddamento a liquido e non ad aria, in modo tale da non inglobare salsedine, sale e andare così incontro alla corrosione rapida. Ci occupiamo noi di quella che è l'installazione, ci occupiamo di quella che è l'approvvigionamento del caricatore stesso, ma anche della realizzazione dell'installazione, di tutti quelli che sono i lavori civili che vanno a... Esatto, noi sosteniamo l'investimento iniziale. Quello che sostanzialmente poi andiamo a discutere è un contratto che ci permette appunto di restare su quello che è il territorio, la location che viene scelta in marina. È fondamentale... Esatto, è completamente autonomo il nostro caricatore, non abbiamo bisogno di assistenza da parte del personale della Marina. Abbiamo un'app sviluppata internamente che permette appunto di creare il proprio profilo e di gestire e attivare in autonomia le sessioni di ricarica. Quindi sostanzialmente investendo noi su questo progetto non è altro che un servizio chiave in mano al Marina che può così offrire ai propri diportisti un servizio sostanzialmente in più. Questo è un nostro caricatore da 75 kW installato alla Marina di Saint-Tropez che carica allo stesso tempo 2 barche. Una parte importante del nostro lavoro è proprio l'istituzione di partnership solide con tutti quelli che sono i costruttori di imbarcazioni elettriche ad oggi presenti sul mercato, ma anche di powertrain, che possano così sostenere quelli che sono i nostri sistemi di ricarica. Tant'è che è una soluzione completamente scalabile, possiamo andare tranquillamente a ricaricare dal banale jet ski a soluzioni commerciali, ovviamente studiando poi quelle che sono le potenze necessarie ai pacchi batteria. E questa è sostanzialmente la gamma di prodotti che proponiamo. La prima è una colonnina da 22 kW in ricarica alternata, quindi ricarica lenta, che solitamente viene utilizzata per le ricariche durante la notte. E questo è un prodotto nello specifico che abbiamo presentato per la prima volta al Salone Nautico di Venezia. Non so se avete ancora avuto modo di salire sul pontile delle barche elettriche il P2. Ne vedrete 8 installate ed è sostanzialmente, l'abbiamo chiamata Acquabitta perché vogliamo che si sposi bene con quello che è il contesto veneziano ed è sostanzialmente una novità. E poi abbiamo altre soluzioni da 25 kW piuttosto che da 75 kW fino a un massimo di 150 kW per la soluzione in ricarica continua, quindi ricarica rapida, che come dicevamo prima può essere una buona soluzione per andare a pranzo e poi ritrovarsi la barca carica per riuscire di nuovo nel pomeriggio. Questa è un'immagine purtroppo non bellissima, ma che ci dà una visuale chiara di quanto è importante per noi creare uno standard di ricarica che sia sicuro, efficiente e oggettivamente utilizzabile da tutti quelli che sono i costruttori di imbarcazioni elettriche ad oggi presenti sul mercato, tant'è che il sistema che proponiamo, il connettore che proponiamo è il CCS Combo 2, mentre per la ricarica in alternata è la tipo 2. E questa è la nostra app che se volete potete scaricare sia per un giorno utilizzarla per la vostra sessione di ricarica, ma anche per vedere dove sono attivi ad oggi i nostri punti di ricarica a livello globale. Grazie. Direi rapida ed efficace. Questo per dire che
la navigazione elettrica resterà una navigazione a corto raggio, però se ci pensate bene, voi tutti sapete che i nostri clienti usano la barca prevalentemente per l'uscita e la pescatina, per l'uscita e il bagno, e quindi da questo punto di vista le previsioni per la nautica elettrica sono estremamente positive. Si pensa che nei prossimi 10 anni avremo 3 milioni di imbarcazioni elettriche nel mondo, e di conseguenza è opportuno cominciare a pensarci e ad attrezzarci. Un'altra azienda che ci è piaciuta molto è AS La Bruna, che invito a raggiungere il podio, l'amico ingegnere Massimo La Bruna, che tra l'altro è uno di quelli che più rapidamente ha presentato soluzioni al metanolo. Comunque ce ne parlerà lui adesso. Sì, grazie buonasera a tutti, grazie ad Assomarinas e al Presidente per questo invito. Oggi abbiamo parlato di sostenibilità e proprio questo è il motivo scatenante delle decisioni sullo sviluppo di alcuni prodotti. Noi siamo un'azienda che ha molto investito sull'elettrificazione delle imbarcazioni, ci siamo però posti il problema che poi la sostenibilità deve essere a 360 gradi. Dobbiamo ricaricare le batterie delle nostre imbarcazioni e quindi ci sono soluzioni, come abbiamo visto, colonnine di ricarica. Il problema è che abbiamo bisogno di energia verde e quindi l'energia elettrica che arriva attraverso le colonnine, su alcune colonnine magari in autostrada avete visto le Free2X, è tutta energia verde, in realtà non è che sulla rete si può scegliere la provenienza. Abbiamo quindi voluto sviluppare delle soluzioni che sono realmente sostenibili e quindi passo velocemente sulla presentazione dell'azienda. Ci tengo solo a dire che abbiamo fatto una divisione, Vision, che si occupa proprio di sostenibilità. E tra l'altro a dicembre dello scorso anno siamo diventati una società benefit, quindi con i valori ESG di cui abbiamo parlato prima, che sono entrati nel nostro statuto. Questi sono tutti i nostri prodotti per l'elettrificazione delle imbarcazioni, ma ci tenevo a parlarvi di questo, che è un generatore. Partiamo da una potenza piccolina, l'avete trovato esposto all'ingresso della fiera, è un generatore con fuel cell a metanolo ed ha una capacità di storage fino a 30 kWh. Questo è un generatore che non produce emissioni, è carbon neutral, è silenzioso e può essere utilizzato sia per... Scusa Massimo, spiegaci le caratteristiche del metanolo, perché molti non ne hanno mai sentito parlare. Sì, il metanolo è un liquido che può essere ricavato, tra l'altro, abbattendo la CO2, quindi un processo virtuoso può essere quello di assorbire la CO2 dell'ambiente, farla ricombinare e si ottiene il metanolo, che diventa un combustibile liquido che può essere utilizzato nelle fuel cell. Nelle fuel cell viene riscomposto, quindi ha una piccola emissione di CO2 ma è carbon neutral perché, come ho detto prima, viene prodotto abbattendo la CO2, quindi poi catturando la CO2 poi viene rimessa nell'ambiente ma è carbon neutral e produce energia elettrica utilizzando una fuel cell. Questa energia elettrica va ad alimentare un pacco batterie che poi con un inverter può essere utilizzato sia come generatore di bordo ma anche come fonte alternativa di energia su alcune banchine. Può utilizzare questi generatori, sì. Il concept del metanolo rispetto all'idrogeno, che è una soluzione validissima e da un certo punto di vista permette di arrivare anche a potenze elettriche superiori, quindi molto valida, ha meno problemi di trasporto e di stoccaggio. Essendo liquido occupa molto poco spazio, si trova commercialmente, quindi non abbiamo problemi di ricarica. Noi abbiamo portato l'anno scorso, ma anche quest'anno, al Salone di Venezia delle imbarcazioni a idrogeno, abbiamo fatto delle competizioni a Monte Carlo, ma avevamo il problema di ricaricare l'idrogeno. Quindi abbiamo proprio un problema infrastrutturale sulle ricariche dell'idrogeno, che però è un prodotto validissimo. Il metanolo risolve gran parte di questi problemi, pur avendo
delle potenze, diciamo, pur potendo essere applicato su generatori di potenza inferiore. Però il concept che abbiamo realizzato, che poi è in produzione, quindi non è più un concept, va a centrare il problema magari dei piccoli porti turistici, delle piccole insenature, dei porti proprio nei centri storici. L'immagine non è a caso il porto di Monopoli che noi abbiamo, dove magari elettrificare la banchina con energia realmente proveniente da fonti sostenibili è un problema, e quindi si possono utilizzare questi generatori che possono andare poi anche a bordo. Tra l'altro può essere un sistema combinato, per cui io posso ricaricare le batterie non solo dalla fuel cell ma anche da energia solare o da una turbina eolica, quindi utilizzando un mix di fonti rinnovabili. Questo è, diciamo, quello che ci ha fatto anche conoscere e ha attirato l'attenzione del Presidente, proprio perché sono scelte di sostenibilità. Spesso nel nostro settore si assiste a fenomeni di greenwashing, cioè la sostenibilità è solo di facciata. Noi ci crediamo molto, in questo ci teniamo a sviluppare prodotti che siano a 360 gradi sostenibili. Grazie. Grazie Massimo, del resto ci siamo conosciuti anche perché Assomarinas ha partecipato al convegno da voi promosso a Monopoli, dove è intervenuto come relatore il nostro consigliere Giorgio Ardito, e poi abbiamo molto apprezzato il fatto che voi foste i primi a fare questo tipo di proposta al Metz di Amsterdam, dove avete riscosso un certo successo a novembre scorso. Ecco. Approfitto anche per dire un tentativo di rendere carbon neutral questo evento, perché stiamo assorbendo un po' di energia. Qui ci sono 15 alberi della nostra foresta. Grazie, veramente una bella pensata. Grazie. Bene, a questo punto, chiarito che la funzione del metanolo e di questo tipo di dispositivo, passiamo a Lattanzio Kibs e Fastweb. Le slide sono pronte per Lattanzio Kibs per vedere le analisi che sono state svolte. Come? Queste sono Fastweb. No, Lattanzio Kibs è indicato nella dicitura, regia. Bene, allora io intanto comincio a declinare le mie referenze. Scuola di vela di Caprere, mia figlia, scuola di vela di Rapallo. Aspetta, posso? Sì, quindi la patente ce l'ha. Declino le referenze e intanto ringrazio anche chi mi ha preceduto, perché si sta componendo un quadro sulla sostenibilità che è straordinario. Non solo sono state interessantissime le cose dette fino ad ora, ma anche come sono state dette, con passione, eleganza e piglio. Per cui non è una cosa comune questa. Bene, come società di consulenza strategica è quasi un obbligo guardare cosa accade fuori dall'Italia, quindi una piccolissima overview relativa ai dati di climate litigation. Guardate come stanno aumentando, dal 1986 al 2014 erano 800, oggi siamo arrivati a 3.000 casi di climate litigation. C'è sicuramente un nuovo trend, e questo me l'ha indicato uno degli studi legali più importanti d'Europa, che è Norton Rose Fulbright, che nel 2022 ha realizzato questa survey su 430 avvocati, i legal in house, che si sono dichiarati molto più esposti rispetto al passato, e probabilmente anche quello che è il nostro corpus giuridico relativo al diritto penale è ancora qualcosa che si sta affinando, quindi sono portata a pensare che si sentono anche meno preparati. Climate kitting, nome nuovo, pratica vecchia. Guardate i giovani cosa stanno facendo ora. Decidono di non accettare un posto di lavoro se i valori aziendali non sono i loro valori aziendali e non sono improntati alla sostenibilità. Non solo, in certi casi addirittura lo rifiutano. Quindi si sta componendo un quadro all'estero che siamo portati a pensare che, pur con diverse sfumature, queste ricadute ci saranno anche in Italia. Ma vediamo invece qual è l'economia del mare e le aree portuali oggi. Abbiamo realizzato la prima survey in Italia sui 10 porti italiani più importanti, come vedete da Trieste a Genova. La prossima per Assomarinas sarà un cadeau che l'Hub Green Ports farà al Presidente. Non mi ha sentito.
Però il prossimo anno veniamo con una survey per Assomarinas che le regaleremo, Presidente. Cosa avviene in Italia? Era la domanda. I porti sono infrastrutture strategiche per l'Italia. Bene, abbiamo rilevato quelle che sono le percezioni e le opinioni dei cittadini che abitano nelle aree portuali e retroportuali e loro amano profondamente i loro porti e ritengono che sono sicuramente delle infrastrutture strategiche per l'Italia. Quasi è qualcosa che intuiscono forse ancora meglio di alcune istituzioni. Assolutamente sì, ma anche di molte portualità, perché come sapete Venezia ha delle portualità, lo stesso vale per Taranto e lo stesso vale per Genova, che sono aree molto complesse. Purtroppo sui porti turistici non abbiamo dei dati ancora. L'area portuale migliore al momento la medaglia d'oro va ai triestini, per fortuna non c'è più l'assessore. Perché Venezia, come vedete, le percezioni dei cittadini di Venezia sono decisamente critiche nei confronti della città. L'economia legata al mare gioca un ruolo importante? Certo che sì che gioca un ruolo importante, sono quasi delle percentuali bulgare queste, sono importantissime, cioè è molto avvertito questo tema. Vediamo invece quelli che sono gli interventi attesi. Prioritario è sicuramente riqualificare le infrastrutture marittime, questo varrà ovviamente anche per parte dei porti turistici. Io ho guardato con grande attenzione quello che è stato un suo intervento relativo alla pianificazione dei punti d'approdo, quindi sono sicura che mutatis mutandis sarà altrettanto avvertito anche questo tema. Quindi riqualificare le infrastrutture marittime e recuperare in parte anche l'esistente. Trieste è sicuramente più sensibile, Venezia è un pochino più contenuta. Probabilmente l'interpretazione che ho dato valutando questo dato è che o hanno preso un po' le distanze o ci sono molte frecce nella loro faretra, quindi pensano anche ad altro. Propendo per la seconda, ottimisticamente. Per il prossimo futuro, quali sono i temi su cui le istituzioni della sua città si attende che vogliano dare una risposta? Abbiamo fatto solo una focalizzazione su Venezia, ovviamente l'abbiamo su tutti i porti. Sicuramente questo 57% fa riflettere, quindi il recupero degli immobili e delle aree utilizzate, ma io credo anche che la popolazione abbia voglia di novità, quindi ha voglia di digitalizzazione, ha voglia di sparigliare le carte, ha voglia di soluzioni che rispondano a quelli che sono dei bisogni emergenti. Avete parlato tutti di sostenibilità, io ho molto in mente il porto di Rotterdam perché ovviamente ha un piano dettagliato per quel che riguarda la sostenibilità, perché ci sono degli interventi mirati e soprattutto ha un management che è formato e dedicato. L'Italia purtroppo è ancora un po' ondivaga su questi aspetti, ma la sensibilità green deve tradursi in un'azione, altrimenti sarà un boomerang che ci tornerà indietro in negativo. Come società di consulenza strategica non potevamo pensare a un lieto fine, quindi anche a una risposta. Quindi dopo aver fatto la prima survey e ad aver analizzato i dati, abbiamo sottoposto un ulteriore survey a questi campioni e gli abbiamo sottoposto un concept che al momento non esisteva, perché l'Hub Greenport non esisteva, e gli abbiamo chiesto: ma cosa ne pensi nel caso in cui ovviamente nasca e venga generato un hub Green Ports, quindi qualcosa che è veramente pensato e che ha l'ambizione di trasformare i porti in porti rigorosamente sostenibili. Queste sono delle percentuali che se fossero dei partiti politici avremmo probabilmente la maggioranza alle elezioni, quindi sono molto sensibili a questi temi. E sono molto più sensibili ovviamente le donne, non è un caso, e come ha accennato il Presidente sono sensibili soprattutto le persone un pochino più alfabetizzate, che quindi hanno già interiorizzato quelli che sono i valori della sostenibilità e li hanno fatti loro propri. Questa è la slide della quale sono più orgogliosa, perché quello a cui abbiamo pensato è un cluster fortemente innovativo, è un hub che ha l'ambizione ovviamente di lavorare sulle aree portuali. Abbiamo impiegato quasi 1 anno e mezzo, forse anche qualcosa di più a costruirlo, però abbiamo delle aziende che sono delle aziende straordinarie all'interno. Dopo di me parlerà ovviamente Fastweb, quindi con Massimo Falletti. Tutte queste aziende hanno già realizzato attività in logica
rigorosamente green, quindi vanno dal risk assessment, che è ovviamente di Bureau Veritas, e il risk assessment in questo caso è veramente un asset strategico. Possiamo occuparci di smart security, di smart parking, di infrastrutture di controllo, di smart energy con Axpo, perché ovviamente è importante anche una volta che si arrivano ai porti turistici, penso ad esempio a biciclette, penso a una modalità di spostarsi che sia una modalità rigorosamente sostenibile. Penso alle boe di Graaltech, che sono delle boe che preservano la poseidonia. C'era una bellissima slide nel primo intervento proprio che ha raffigurato la poseidonia. Poi abbiamo anche una copertura che è una copertura di legal compliance, e Avatar, che è una società di progettazione che progetta rigorosamente in logica di rigenerazione energetica. Quindi questo è il nostro contributo. Noi pensiamo che si debba andare in questa direzione perché pensiamo che il futuro sia ora, ma sia insieme. E dalla regia ci servono le slides di Fastweb. Sì, questa è di Fastweb. Intanto grazie dell'invito, Presidente. Cercherò di essere sintetico e di spiegare alla platea perché Fastweb, che è una domanda che potrebbe essere lecita. Chi vi parla ovviamente parla dalla parte enterprise di Fastweb, quindi non è Fastweb che conoscete tramite le pubblicità che si occupa dei consumer, ma è quella divisione che si occupa dei grandi clienti. Noi abbiamo pensato, come ha detto appunto Annino, a cosa potrebbe fare trasformare i porti. Ovviamente Fastweb parla di digitale, Fastweb è, se riesco a girare le slide ovviamente, penso di sì, no, no. Ecco. Quindi Fastweb, che ha circa 3 milioni di clienti fissi e mobili da anni, sta perseguendo degli obiettivi che sono quelli della digitalizzazione. Quindi portare servizi per supportare la società, e la digitalizzazione ovviamente va nel senso della sostenibilità, perché digitalizzando processi, servizi e sistemi noi andiamo a ottimizzare quelli che sono gli impatti sull'ambiente di tutto ciò che va ad agire su che cosa? Per quanto riguarda l'ambiente, sui porti e sui porti turistici. Quindi, oltre che essere un'azienda che è certificata e usa energia rinnovabile, certificata, quindi uno degli obiettivi è proprio quello di diventare un'azienda green, e un'azienda come le nostre, con data center che sono onnivori di energia, ovviamente ha bisogno di questo perché altrimenti sarebbe insostenibile, va a portare la cultura digitale. E se mi dite se è questo il tastino per andare, perché adesso non continuo a schiacciare il tastino ma non andiamo avanti. Applicando Fastweb ai porti turistici, l'analisi, il Presidente, ci dice che i porti sono porti turistici, approdi e punti di ormeggio. Quindi la divisione dice che in tutti questi tre tipi di porti diamo questi tipi di servizi, che sono gli servizi di base, quindi attracco, luce, acqua. Ok, quindi tutti quelli che sono i servizi di base. Un'analisi del 2020, quindi noi non abbiamo nessun tipo di... ci dice che abbiamo una quantità di 158.000 posti barca nel 2020, quindi sicuramente una quantità di posti barca abbondante, suddivisi sulle varie regioni e suddivise, come potete vedere, tra porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio più o meno suddivisi. E questi servizi e queste location ovviamente hanno dei servizi più o meno erogati, più o meno gestiti. Abbiamo punti in cui l'attracco e l'acqua sono al 100%, punti in cui per esempio la vigilanza e le informazioni turistiche non ci sono basse, parcheggi ci sono, non ci sono, dipende, la situazione è molto varia. È chiaro che intervenendo in ognuno di questi punti e ottimizzandoli noi possiamo avere dei benefici. Benefici che noi cerchiamo di portare appunto ottimizzando i servizi. Come vedete nelle analisi precedenti non si parla di connettività, non si parla di servizi digitali. E in effetti attualmente Fastweb, anche l'Etergo, ma soprattutto Fastweb, è in grado di portare che cosa? Servizi verso i porti di qualunque tipo e di qualunque dimensione, di qualunque forma, per rendere anche
l'uso, l'approccio e la customer experience di chi usa questi porti più allettante, più funzionale. Come vedete, smart parking, prenotazione, approdi e parcheggi e smart lighting significa prendere un porto di qualunque dimensione e trasformarlo offrendo servizi a chi lo usa. Chi lo usa quindi in uno storytelling possibile, chiunque da una barca potrà prenotare un posto barca, potrà prenotare un parcheggio, potrà andare in un porto che risparmia perché possiamo portare gestione dello smart lighting e andando avanti sulla sicurezza, sul controllo degli ambienti, sulle reti wifi, le federazioni, quindi il tema è fare un ecosistema completo che abbia degli impatti sia su chi usa il porto, dalla parte di chi lo esercisce, ma anche dalla parte di chi lo utilizza. In che modo? Fastweb persegue un obiettivo che è quello di portare, le braccia verso i clienti, verso il territorio con la connettività e poi creare nei nostri cloud tutti quelli che sono gli ecosistemi per far viaggiare le soluzioni. Quindi se paragoniamo i nostri servizi a dei pesci, Fastweb crea un acquario dall'alimentazione, dall'acqua dove nuotano questi pesci, cioè crea tutto un ecosistema sicuro dove queste soluzioni possono viaggiare. Quello che vedete è questo cervelletto un po' impressionante, significa che i nostri software di intelligenza artificiale distribuiti su tutto il territorio possono raggiungere che cosa? Come vedete Roma, Jesolo, Ragusa, Santa Margherita, il tema è raggiungerlo in maniera facile, veloce, cioè senza dover fare come potevamo fare 10 anni fa, dovevamo smontare mezza Italia, adesso questo non è più necessario, perché i servizi vengono erogati in maniera rapida e sicura. Vedete per esempio questo esempio del wifi, qui chi oggi a Venezia è Jesolo. Immaginate una persona che arriva a terra all'aeroporto di Venezia, si federa e viaggia in wifi e poi raggiunge questi porti, che oggi a Venezia è Jesolo, e continua a navigare tranquillamente senza necessità di inserire altri dati. Arrivare in un porto, parliamo dello smart working, parliamo di gente che ha navigato, che ha lavorato in barca, parliamo di persone che hanno fatto la vita in barca. Ecco, con questi sistemi noi possiamo dare servizi a loro, ma anche servizi a chi gestisce il porto, perché in questo modo noi avremo la capacità di capire chi è venuto, cosa ha fatto, quanti turisti ho, di che tipo, e quindi è un ritorno verso il gestore che riesce a gestire in maniera più efficace la propria offerta. Sì, se posso intervenire un attimo, sostanzialmente ogni porto turistico ha diversi fornitori per il booking online piuttosto che per il wifi, piuttosto che per altri sistemi di parcheggio, eccetera, eccetera. Voi riuscite a fare il pacchetto completo? Noi riusciamo a fare pacchetti completi e soprattutto quello che importa è la federazione, cioè avere la stessa user experience in qualunque porto. Ovviamente sono standard che poi si diffondono, non abbiamo la pretesa certo di fornire tutti i porti turistici d'Italia, sarebbe bello ma non ce l'abbiamo questa pretesa, però il fatto di creare degli standard sarebbe importante e noi lo possiamo fare. Perché? E molto velocemente noi integriamo infrastrutture, piattaforme digitali e cyber security. Le soluzioni devono vivere in un ambiente sicuro, devono vivere su un cloud che non può essere attaccato, quindi uno dei problemi della proliferazione di fornitori, forniture e quant'altro è che tutti questi non sono standardizzati, no? Quindi sapete benissimo quanto male può fare un hacker. Avremo anche un hacker che un giorno potrà rovinarci la prenotazione dei nostri posti barca, perché magari per divertimento lo fanno. La cyber security è importante. Lì l'esempio che vedete è quello che vi dicevo prima, il territorio viene raggiunto dalla fibra, Fastweb è brava a fare tutta la connettività, ma la connettività serve per portare servizi, non è fine a se stessa, quindi tutta la rete, il 5G, l'FWA che può coprire un porto sia col wifi che con la fibra che col 5G e quant'altro, porta verso i data center le soluzioni che girano e vivono in un ambiente sicuro, perché il percorso che fa Fastweb, mi uccideranno i miei colleghi, le Telecom lo fanno, ma Fastweb lo sta facendo da anni, è quello di andare verso un futuro in cui tutte le infrastrutture sono create e le applicazioni verticali potranno essere staccate alla bisogna. Quindi io tutto sommato in qualunque porto turistico posso portare semplicemente una fibra, dopodiché telecamere, droni, potete vedere lo stand, droni, in realtà virtuale e quant'altro, è una cosa che viene staccata a progetto ma non ci comporta più dei problemi. Anche i porti che possono avere qualunque tipo di proposta, non sono proposte a pacchetto perché si costruiscono insieme a coloro che devono utilizzarle, no? Quindi non è un qualcosa di imposto ma un qualcosa di costruito insieme. Questo è l'esempio che fa vedere come un'azienda come Fastweb
offre tutti questi competence center che guardano la soluzione a 360 gradi, no? Come quando vado a mettere una colonnina o quando parlo di qualcosa, non metto solo la colonnina e me ne vado, devo farlo con un progetto globale. Anche queste soluzioni hanno qualcosa di globale, devono essere viste a 360 gradi e quindi i team che lavorano a una soluzione sono tutti quelli che servono a portare a casa una soluzione in un processo completo. E quindi diciamo che le soluzioni ci sono per rendere la vita di coloro che usano il porto più facile e più economica e green. Grazie. Abbiamo capito sostanzialmente che una grande azienda digitale può, come dire, riempire tutti gli spazi per una organizzazione digitale del porto turistico. Poiché i porti turistici sono grandi erogatori di energia elettrica, il primo problema è razionalizzarne l'uso. Quindi chiamo il dottor Marco Boscolo Buleghin della Darsena alle Saline, che ci porta un'esperienza concreta di grande funzionalità nel tema del risparmio energetico. Sì, buonasera a tutti, ringrazio Assomarinas e Roberto Perrocchio per l'invito, un saluto a Vasco, ben trovato. Vi racconto la nostra esperienza. Il sottotitolo della presentazione è Sistemi IoT per Smart Marinas e Smart Boaters, perché la cosa forse più interessante che vi racconterò oggi è proprio di come la digitalizzazione che noi abbiamo approntato nel porto turistico e l'implementazione di un nuovo impianto che smaterializza la vecchia impiantistica del porto e introduce un nuovo sistema di interazione fra utente e porto turistico ha un ruolo educativo per il cliente proprio in ottica di sostenibilità e di risparmio sicuramente. Andiamo nel concreto, una velocissima descrizione di Darsena alle Saline. Siamo un porto turistico a Chioggia, operativi dal 91. Il Marina, come si vede anche dalla foto, è a un passo al centro storico, separato solo da un canale di navigazione, ma siamo proprio a dirimpetto del centro. È un sito storico da sempre, una storia millenaria, si chiama Le Saline perché qui c'erano le antiche saline medievali della città. Il Marina è strutturato con 480 posti barca, piazzali per rimessaggio e servizio tecnico, area comfort, facilities per i clienti concentrati ovviamente nella parte a terra. Siamo Marina Resort dal 2017 e lavoriamo per l'ambiente, diciamo per la sostenibilità della nostra attività turistica. Già dal 94 otteniamo la bandiera blu e dal 2022 abbiamo ottenuto anche la certificazione ambientale ISO 14001. Andiamo nel concreto. Oggi io vi parlo appunto di questa esperienza che il Marina ha fatto nel 2022 andando a convertire l'impiantistica che fino al 2021 era a servizio dell'erogazione di acqua e di energia sui pontili. I puntini rossi che ho cercato di schematizzare rappresentano gli erogatori, le colonnine che ci sono sui pontili. Lo stesso sistema faceva anche lavorare gli accessi del Marina e alcuni servizi, tra cui le docce nei locali bagni del Marina. Il Marina già dal 97 aveva introdotto il concetto di pagamento delle utenze per il cliente a consumo, quindi a differenza di altre marine italiane non abbiamo mai applicato forfait o diciamo spalmato i costi su tutti, ma abbiamo sempre cercato di responsabilizzare l'utente sul suo comportamento. Ciò avveniva attraverso un dispositivo chip che veniva prepagato dal cliente, quindi veniva caricato un credito, il cliente lo utilizzava il credito con delle centraline elettroniche che però erano tutte stand alone, quindi ogni centralina era a sé stante e otteneva il servizio. Questo sistema, che ha lavorato per oltre 20 anni, negli ultimi anni ha cominciato a darci dei problemi. Le manutenzioni erano sempre più difficili, più onerose e dispendiose di tempo per i nostri operatori. Il sistema di abilitazione delle chip key era irreversibile, nel senso che una volta attivata il pass per il cliente non potevamo più richiamare quel pass, ma era un cliente abilitato per un anno. Il monitoraggio del credito del cliente era a carico del cliente, noi su questo non potevamo far nulla. Il cliente aveva pochissime informazioni
sullo stato del servizio e sui suoi consumi, e ovviamente negli ultimi anni la tecnologia stava diventando sempre più obsolescente e i costi di ripristino erano sempre più alti. Ecco qual è l'architettura del nuovo sistema. Sistema IoT, che sta per Internet of Things, quindi è un concetto di domotica in grande, in ottica industriale. Il nome dell'impianto è Cloud Energy, tra parentesi siamo i primi in Italia a implementare questo impianto, siamo stati i pionieri in tal senso, ed l'architettura dell'impianto è fatta così. Il cuore del sistema è un server cloud, non è fisicamente all'interno del porto, ma è su remoto, e tutti gli utenti che devono ottenere dall'impianto un servizio si collegano attraverso internet. Lo fa ovviamente l'amministrazione, quindi lo staff del Marina, attraverso una gestione centralizzata e quindi il collegamento con il cloud server per il profilo amministratore, il quale poi riesce a gestire i servizi interni, i varchi, gli erogatori naturalmente, ma lo fa anche il cliente collegandosi con il proprio device. Per accedere al sistema è sufficiente un device connesso a internet, quindi un telefonino, un tablet o un PC. Ovviamente il sistema permette anche al nostro personale, che abbia in tasca uno smartphone, di collegarsi e di gestire l'impianto. Il rollout in pochi passi, operazione piuttosto complessa per noi, che siamo stati i primi, quindi siamo stati appunto i pionieri in questo. Abbiamo dovuto necessariamente fare un'attività di cablaggio, cioè tutta la Marina è stata messa in rete con dei cavi di fibra ottica. Abbiamo anche installato sugli erogatori, lo si vede anche dalla slide precedente, delle SIM card per permettere, in caso di shutdown della rete, di permettere agli erogatori di continuare a rimanere connessi e di non interrompere il servizio per il cliente. Questo è un aspetto non da poco. Ovviamente l'implementazione della rete con installazione di dispositivi di gestione come router, switch e ponti wifi. Successivamente a slot, quindi a blocchi di pontili, abbiamo convertito i vecchi terminali del nostro impianto al nuovo sistema e poi siamo andati avanti con la configurazione del software e i primi test. Abbiamo toccato con mano le criticità di questo passaggio e visto che siamo stati i primi ci sentiamo anche di dare un consiglio a chi un domani dovesse fare la stessa scelta, tenendo presente delle cose importanti sia dal punto di vista dell'hardware che dal punto di vista di variabili più soft. Innanzitutto va tenuto in considerazione quanto il vecchio impianto è sano ed efficiente e quanto la componentistica del vecchio impianto invece non meriti di essere completamente sostituita. La nostra è stata una scelta ibrida, nel senso che abbiamo tenuto una parte del vecchio impianto, un'altra parte l'abbiamo sostituita completamente, ma abbiamo toccato con mano che forse a posteriori avremmo potuto fare delle scelte un po' più radicali ed evitare poi dei problemi successivamente. La parte idrica è una parte molto delicata, in particolare i contatori dell'acqua è una cosa che va monitorata con attenzione. E ovviamente il collo di bottiglia della connettività internet del porto. Il porto che vuole fare questo passo non può avere una connettività internet standard, ma deve avere le spalle robuste, perché questo è un requisito di base del sistema. Le parti più, diciamo, soft del passaggio, che noi abbiamo potuto toccare con mano, sono stati un'iniziale resistenza al cambiamento da parte dell'utente. Il nostro è un cliente non giovanissimo, quindi è un utente maturo o anche a volte non un nativo digitale, quindi all'inizio lo sguardo dell'utente era un po' di diffidenza, un po' di sospetto e quindi abbiamo fatto un po' di fatica a far passare i nuovi messaggi. Ovviamente ci vuole un po' di attenzione, un po' di energia nella formazione dello staff e soprattutto la generazione di nuove procedure per la gestione dell'impianto. Da tenere in seria considerazione la scelta della tempistica per il rollout, perché sono tempi abbastanza lunghi, e da considerare il fatto che ci vuole un certo tempo per prepararsi a mettere a servizio del cliente il nuovo impianto. Quindi consigliamo sempre di tenere tempi di rollout molto anticipati. E infine, cosa non da poco, l'impianto va matchato con il gestionale della Marina. Quindi i due sistemi si devono poter parlare necessariamente.
Veniamo invece alla parte bella di questo passaggio, che ho cercato di sintetizzare in questa slide, e da tenere presente che il passaggio del nuovo sistema ha dei sicuri vantaggi sia per il gestore del porto, ma anche per l'utente, per il diportista. Lato gestore, finalmente abbiamo tutto il porto in rete, cioè noi possiamo da un'unica postazione vedere tutti i nostri terminali, vedere in che condizioni sono, ricevere dei messaggi di diagnostica, quindi intervenire tempestivamente e preventivamente per risolvere i problemi e mantenere così un impianto sempre efficiente e funzionante, evitare le anomalie. Vi ho già detto prima appunto che non c'è software locale ma è tutto in cloud, quindi le attività di aggiornamento, personalizzazione, modifica vengono fatte in cloud e non localmente, e questo ovviamente velocizza le cose. La cosa bella di questo impianto, noi siamo partiti parlando di erogatori di energia, ma in realtà il concetto è più ampio, perché questo è un sistema aperto. Noi mettiamo in rete gli erogatori, ma mettiamo in rete di fatto tutta la marina. Un domani noi potremmo far passare attraverso questa rete un sistema di videosorveglianza capillare sui pontili, sugli accessi, sui piazzali, potremmo erogare la rete wifi, o potremmo installare un sistema di sensorizzazione dei pontili per il monitoraggio delle presenze delle barche sui pontili. Esattamente, il concetto infatti di IoT è proprio questo. Io sfrutto la rete del porto per erogare anche a distanza servizi in maniera capillare. Questa è, cercando di far sintesi, il concetto vincente. Esattamente. Un'altra cosa importante è che il sistema permette un pricing dinamico, cioè il prezzo dell'energia che viene girato all'utente finale può essere modificato con un click. Una volta con le colonnine stand-alone l'operatore doveva modificare l'impostazione del prezzo colonnina per colonnina. Oggi il porto riceve una bolletta dell'energia con un rincaro clamoroso, come è successo nel 2022 a fine anno, e dalla direzione si fa click e il prezzo all'istante cambia. Questo anche in ottica cliente è efficace, perché il cliente apprezza molto il fatto che quando l'energia costa di più lo vede e poi risparmia quando l'energia costa di meno. Sì, i clienti hanno ridotto i consumi e in particolare i clienti hanno cambiato il loro comportamento nei confronti dell'uso dello spreco d'acqua, dell'acqua potabile, perché la pagavano anche prima, ma non si rendevano conto di quanta acqua consumavano, faccio un esempio banalissimo, per lavare la barca. Lavare la barca si sono resi conto che per un 10 metri consumavano 400, 500, 600 litri d'acqua, e questa cosa li ha traumatizzati, perché il sistema permette di verificare in tempo reale quanto sto consumando ogni volta che io apro il rubinetto, in termini di litri, di singoli litri. E questo ha avuto un impatto psicologicamente devastante sull'utenza del porto. In tal senso l'impianto ha un ruolo educativo per il diportista. Lato utente, i vantaggi sono quello di un utilizzo di una web app estremamente facile e intuitiva. Non è un'app da scaricare, ma una web app, quindi basta collegarsi a un sito. Da casa l'utente riesce a controllare lo stato dell'erogatore connesso alla sua barca, accende e spegne l'erogazione di energia. La ricarica del credito avviene attraverso un sistema di carta di credito, quindi il cliente non deve più pensare se ha del credito o se lo sta esaurendo, perché il sistema si autoricarica. Come vi dicevo, i dati di consumo sono in tempo reale e ovviamente il cliente conserva anche i dati storici della propria imbarcazione. Inoltre il sistema è provvisto di una serie di reports per cui rispetto alla media dei suoi consumi il cliente viene avvisato quando sta consumando troppo rispetto alla sua media storica, quindi diciamo che c'è un lavoro per educarlo a consumare sempre di meno. Il sistema inoltre ha un sistema di alert che avvisa l'utente in caso di presa scollegata da parte di qualcuno, che non è lui, salto del termico, quindi problemi di sicurezza per la colonnina, picchi di consumo e
colonnina non raggiungibile. Quando la colonnina non è alimentata da corrente elettrica o non è sotto copertura dati, il cliente viene informato di questo e quindi controlla con il suo smartphone se tutto è a posto. Io ho dato alla regia un piccolissimo video, se possibile farlo vedere così vediamo anche dal vivo come funziona in maniera molto semplice, solo uno degli aspetti che è quello del funzionamento dell'erogatore, giusto per farvi capire quanto semplice è utilizzarlo per l'utente. Se parte. Eccolo qui. Questo è il Marina visto dall'alto. Colonnina. Viene scansionato un QR code sul fianchetto della colonnina, quindi il sistema capisce dove si trova l'utente in quel momento, quindi quale colonnina vuole gestire, gliela visualizza sul device, l'utente si connette con cavo e attiva l'interruttore e immediatamente sulla sua interfaccia grafica portatile visualizza l'attivazione della presa. Stessa cosa per quanto riguarda l'attivazione dell'erogazione dell'acqua. Questo in estrema sintesi, poi ovviamente l'utente sull'applicazione può vedere appunto i dati di consumo, lo storico, i reports e tutto il resto. Grazie. Grazie Marco, presentazione impeccabile, estremamente chiara e calata. Come? No, Marco ho detto io. Bene, comunque grazie tante, veramente chiarissimo. Alberto? Sì, diamo spazio anche un po' alle domande. Una domanda per Marco un po' brutale. Riesci a raccontarci due parole sui tempi e sui costi? Quanto ci avete messo da dove eravate ad implementare il sistema Sì. e se avete finito e quanto avete speso indicativamente? Sì. L'azienda ha deciso di investire in questa tecnologia a novembre del 2021. Eravamo ancora in epoca quasi Covid, diciamo, eravamo in quella fase lì. No, c'eravamo dentro. Sì. Sì. Partita la fornitura, l'ordine al fornitore, ci sono stati dei tempi allungati causa problemi di disponibilità pezzi e quindi di arrivo materiali da parte del fornitore, proprio perché eravamo in quel periodo storico sfortunato e il rollout è iniziato in primavera inoltrata, cosa che avremmo voluto anticipare. Sostanzialmente la cosa è durata in tempo netto, togliendo le fasi di pausa tra uno slot e l'altro di pontili, in circa 3 mesi. Cioè il rollout vero e proprio della cosa è avvenuto in 3 mesi. La messa a punto, poi la messa a regime, la configurazione del software e la stabilizzazione dell'impianto nel suo complesso ci ha messo un altri 2 mesi e mezzo. Questo per quanto riguarda la tempistica. Per quanto riguarda l'investimento economico, eravamo partiti con una stima iniziale, una quotazione iniziale che era attorno ai 350.000 euro e poi a causa di adattamenti del vecchio impianto al nuovo impianto e la componentistica che noi ritenevamo ancora essere capace di essere adattata al nuovo impianto, ma che in realtà è stato necessario adattare, abbiamo dovuto aggiungere un altro 20%. Avete trovato un fornitore adeguato che vi ha fatto da general contractor o avete usato più fornitori? Abbiamo usato un unico fornitore, che è il nostro storico fornitore dell'impianto delle colonnine del Marina fin dal 91, che è la GGF di Lugo, la quale si è avvalsa di un proprio fornitore esclusivo per la parte software. Sì, la GGF ci ha dato tutta la parte dell'hardware, ma ha collaborato in maniera molto stretta con il fornitore del software. Grazie. Grazie a voi. Prego? Non riesco a sentire la domanda. Quante colonnine sono in tutto? Noi abbiamo più o meno 130 colonnine in tutta la Marina. Quindi 500 posti barca più o meno. Sì.
tra quelle sui pontili e quelle sui piazzali, circa 130 colonnine. Tieni conto che poi i terminali non sono solo quelli delle colonnine, ma vanno considerati come terminali anche gli accessi, i varchi e i servizi interni, che in questo momento per noi, per servizi interni, intendiamo le docce nei bagni, ma un domani potrebbero diventare un servizio lavanderia, piuttosto che delle telecamere, piuttosto che altre cose. Quindi il sistema è estremamente aperto, noi possiamo aggiungere quanti terminali vogliamo, non c'è un limite a questo. Scusa, un'altra domanda, e quindi voi riuscite a vedere anche come funzionano le docce e tutti i consumi di tutto il sistema Marina? Sì, di tutto il sistema Marina. Quindi, ho capito, quindi tutto cablato e tutto controllato? Tutto cablato, tutto in controllato rete. E quindi anche in rete avete tutti i dati registrati per le statistiche e tutto? Assolutamente sì. Noi vediamo dall'ultimo rubinetto dell'ultimo pontile quanti litri di acqua sta erogando, a quanti passaggi il signor Mario Rossi ha fatto nella sbarra 2 del parcheggio numero 1. Meglio non dirlo. Scusa. No, è 4.0 naturalmente. Sì, questo è 4.0. Quindi con contributo economico della 4.0, cioè della normativa sulla innovazione tecnologica, che molto bene ha fatto al Paese. Comunque il concetto di sostenibilità passa attraverso la riduzione degli sprechi, e qui veniamo praticamente al dunque. Marco, grazie. Adesso passiamo ad un'altra presentazione molto pratica, che è quella di Alessandro Taini, per PhoneFlex. Credo che la regia sia pronta, perché come associazione eravamo stati molto impressionati dalla funzionalità di determinati strumenti per il controllo delle fughe di idrocarburi. Siamo pronti? Sì. Sì, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, dottor Perocchio e Assomarinas, è un grande piacere. Allora, ho sentito oggi tantissime tecnologie innovative che vanno ovviamente a sostituire i combustibili fossili, e è bellissimo vedere tutte queste innovazioni, però ovviamente dobbiamo anche essere consci del fatto che questo cambio dal fossile a energie più pulite richiede del tempo, e in questa tempistica ovviamente bisogna anche far fronte a quelli che sono i problemi dati dai fossili che oggi ci sono e vanno affrontati. Voi immaginate una bottiglia come questa di acqua, più o meno un po' più grande da 1 litro, se fosse di olio, quindi quanto è facile che in un'attività di porto, di marina, possa andare in acqua 1 litro di olio, quel litro inquina circa 1 milione di litri di acqua. Se poi aumentiamo i valori, sappiamo che più o meno nel mondo ogni anno affondano un quantitativo pari a 55 petroliere a pieno carico, se noi mettiamo insieme tutto l'olio che viene immesso nel mare da tutte le attività umane. E 55 petroliere vuol dire 350.000 tonnellate petroliera moltiplicato per 55. Quindi è un numero impressionante questo. Chiaramente questi valori derivano da cosa? Derivano dalle attività umane, tra cui ovviamente quelle petrolifere e tra cui in piccola parte anche quelle diportistiche, per cui ovviamente possiamo agire e identificare una soluzione. Questi sono un po' i dati che vi ho appena citato, messi su slide. Questo è il materiale che noi abbiamo brevettato come testuno, è un brevetto concesso a livello internazionale, è fondamentalmente un polimero, quindi banalmente chiamiamo la spugna, anche se ci sta dietro una ricerca ben più importante. Sì, come vedete assorbe completamente l'idrocarburo, funziona chiaramente su ogni tipo di idrocarburo, quindi dal cherosene, diesel, crude oil, HIFO 380, quindi bunker delle navi, estremamente denso. Questo video in tempo reale, voi vedete proprio la saturazione, mantiene all'interno l'olio, rimane in galleggiamento, e il vero vantaggio del materiale però è che può essere strizzato, quindi si recupera l'olio che può essere riconferito per le compagnie petrolifere e raffineria o anche al consorzio degli olio esausti, quindi si dà nuova vita all'olio, si riutilizza il materiale addirittura 200 volte, fino a 200 volte, e l'acqua poi torna fondamentalmente pulita come se il sversamento praticamente non ci fosse stato. Questo degli sversamenti è un problema molto importante, perché voi considerate che a oggi con le migliori tecnologie a disposizione recuperiamo al massimo il 20% del petrolio che viene sversato. Un esempio su tutti, Deepwater Horizon nel 2010, il più grande disastro petrolifero, 40 miliardi di dollari spesi da BP, recuperato il 19%.
recuperato con metodi meccanici, quindi non dannosi per l'ambiente, 3%, con 40 miliardi. Quindi è chiaro che questo problema si riflette poi a sua volta sulla marina e sui piccoli porti, perché noi sappiamo che le autorità di sistema portuale, quindi i porti più grandi in Italia, hanno un contractor che è pagato, sta lì in stand-by 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, pronto a intervenire. È chiaro che per un porto piccolo e per una marina è impossibile pagare qualcuno che sia lì pronto a intervenire. E poi cosa accade? Che quando succede lo sversamento, il disastro, poi bisogna pagare per quello e i costi diventano esponenziali, così come i danni ambientali. Perché? Perché ovviamente il porto e la marina non ha a disposizione personale formato per intervenire su disastri ambientali e forza economica, e già solo con queste sappiamo che al massimo che facciamo un 20% e un medio un 5% di risultato con questi valori, con queste capacità. Quindi immaginiamoci nel caso in cui non si è formati, non si hanno budget a disposizione, che cosa possiamo fare? Fondamentalmente quasi lo 0%. E questa chiaramente è la vera problematica. Quindi questo materiale ha tutta una serie di caratteristiche che sono riutilizzabilità, quindi è un materiale estremamente green, sia dalla sua produzione che al suo utilizzo che al suo smaltimento. Va in sostituzione, molti di voi forse le hanno viste, a quelle che sono le pannette in polipropilene, quelle tipiche, i salsicciotti, molti li chiamano così, che stanno nei porti, che però sono monouso. Questo vuol dire che anche quando li uso creo rifiuto perché li vado a smaltire con dentro l'olio e li pago 60 centesimi al chilogrammo per ogni chilogrammo, come rifiuto speciale. Questo invece le riutilizzo e quindi mi riduce in realtà anche i costi. Come voi potete vedere è una tecnologia che è stata certificata anche da ENI e anche da British Petroleum, perché ovviamente viene utilizzata su sversamenti massivi di importanti dimensioni, e abbiamo creato tutte queste, diciamo, riparametri di prodotto per i porti, le marine e la nautica da diporto, quindi dando una tecnologia per grandi disastri anche a situazioni più piccole per poter intervenire con minor costi e maggiore efficienza. Quindi sostenibilità ambientale, facile da utilizzare, sostenibilità economica. Sono un po' i tre fattori su cui noi lavoriamo e quella che è la nostra vera value proposition. Qui vedete chiaramente il confronto impietoso con quello che viene utilizzato oggi con il polipropilene. Grazie all'utilizzo, come vedete, dal punto di vista ambientale la riduzione delle CO2 generate dallo smaltimento è del 99% e dei costi del 93%. Quindi vuol dire anche dargli agli operatori un qualcosa per intervenire in modo efficace con pochi costi. Ora ovviamente si dice sempre, nei migliori speech racconta una storia vera e fa vedere che cosa accade nella realtà. Questo è quello che è accaduto nella realtà. Questo è un porto nelle Isole Canarie, gestito dal governo, dal comune. Hanno avuto uno spill di 150 tonnellate di oli misti derivante da 5 navi e 5 pontoni che sono affondati in seguito a un uragano. Vedete la differenza? Allora, fondamentalmente da una parte abbiamo quello che il governo aveva a disposizione, quindi personale formato, skimmer, dall'altra parte la nostra tecnologia semplice manuale, perché il vantaggio è che la nostra tecnologia la do in mano all'ormeggiatore, con un video da 10 minuti di training, l'ormeggiatore sa intervenire su un disastro ambientale, su una problematica. Questo è il vero grosso vantaggio che posso avere. E come vedete la differenza è che chi qualificato con attrezzature costose ha raccolto mezza tonnellata in 3 giorni, personale non qualificato con 20 kg di spugna ha raccolto 60 tonnellate in 3 giorni di olio, sulle 150. Con acqua recuperata 50% e invece nel nostro caso inferiore al 5%. Anche l'acqua che recupero è un rifiuto speciale ed è un costo. Quindi questo è un vantaggio aggiuntivo. Questo ovviamente è un caso molto grande perché 150 tonnellate sono uno spill importante. Ci sono poi altri casi avvenuti in Italia, questo è il porto di Palau in Sardegna, un piccolo sversamento, anche in questo caso intervenute con i banner assorbenti, risolto lo sversamento. Quest'altro è sempre l'anno scorso, porto del Granatello a Napoli, qui sono intervenuti l'associazione dei subacquei del porto, grazie al materiale, e hanno ricevuto addirittura l'encomio dalla Capitaneria di Porto e dal Ministero delle Infrastrutture per come è stato risolto lo sversamento, perché prima d'ora non si era mai riusciti ad arrivare a percentuali così grandi di recupero dell'idrocarburo e con dei costi bassissimi. Voi poi considerate... Sì, sono dei pannelli che recano con sé
che è uno strizzatore manuale, questo è più semplice, ovviamente ci sono i meccanizzati, altre versioni, questo è quello diciamo, più economico, più pratico a livello portuale. Ci sono proprio questi pannelli che vengono messi in caso di emergenza, recuperano idrocarburo e voi pensate che addirittura questi li hanno usati, riutilizzati e poi mi hanno chiamato e mi hanno chiesto se potevano lavarli, li hanno portati all'autolavaggio, li ha lavati e li ha ristoccati e quindi hanno ancora il materiale, quindi pagato una volta già ha fatto un intervento di grandi dimensioni e pronto a essere riutilizzato. Non consiglio di andare a lavarli, consiglio di comprarli nuovi perché dopo un intervento così grande, anche per me lo consiglio in realtà, però insomma è sempre meglio. Questa ovviamente è tutta una serie di offerte che ci sono a livello portuale, peraltro tra poco lanceremo anche un nuovo prodotto, perché poi è chiaro una cosa, e va detta, a oggi un porto di media sulla panna in polipropilene spenderà 400-500 euro l'anno per prendere il materiale. Un kit come questo, con un minimo di barriere e in grado di intervenire, va sui 5.000 euro, quindi il costo è nettamente differente. È chiaro che la panna in polipropilene non ti risolve il disastro, questo ti prepara al disastro e poi ti toglie i costi nel momento in cui hai la problematica e come abbiamo visto le problematiche ogni tanto succedono. Questa è una prevenzione. Tra poco usciremo a settembre con un prodotto che sarà più vicino come prezzo a quello che oggi compra in marina, quindi con dei prezzi più bassi, che non sarà ovviamente per grandi interventi, ma avrà tutti i vantaggi di questo materiale e è ricalibrato molto di più su porti e marine. Poi però le mando una mail quando uscirà il nuovo prodotto. Ovviamente questo è il nostro impianto produttivo, queste sono una serie di altre certificazioni, peraltro siamo tra le 5 soluzioni emergenti a livello globale, secondo diversi studi di mercato per quanto riguarda la pulizia degli oli. A Venezia siamo già stati con Venisia, che è un acceleratore appunto dell'Università Ca' Foscari, e qui sulla sinistra vedete in questo salone stiamo testando questa tecnologia con Ingemar per quanto riguarda la raccolta degli oli sui pontili, quelle frange che vedete è in fase di sperimentale, non è un prodotto ancora disponibile e a breve uscirà una collaborazione con Lifegate che riguarderà proprio direttamente porti e marine italiane e quindi penso che poi ne sentirete parlare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Taini, questa presentazione è molto concreta perché questo è proprio orientato al miglioramento delle nostre operazioni. Adesso l'ultima presentazione che ribalta un po' certi ragionamenti, cioè spostare una barca comporta l'uso di energia. Se una barca deve spostarsi per qualche piccola cosa, per un piccolo accessorio, perché utilizzare tutta quell'energia per lo spostamento quando invece la logistica può essere gestita in altro modo? Quindi abbiamo l'intervento di Drones for Yachts dall'amico Pierre Deiris che farà l'intervento in inglese, ma lo capite tutti, chi non capisce ottiene da noi delle spiegazioni. Good afternoon. Mi scuso, non parlo ancora italiano. Even my wife is from Italy, so scusi. Scuso. Good afternoon. Yes, first of all, many thanks to President Roberto Perrocchio and Assomarinas for giving me the opportunity to speak at a conference that puts at its center a real awareness for the ecological transition and also the use of new technology. I would like to share with you a few words about the logistics sector specific to marinas, because during the boat show conference in Porto Rotondo, there was a really huge discussion between you, Roberto Perrocchio, and Matteo Molinas, the administrator of Marina di Porto Rotondo, illustrating that the marinas is the heart of an ecosystem, of a territory, just like human heart, which is connected to the other organs through flows. The marina is connected to a complex local ecosystem too. So yes, logistics involves optimizing these flows for the optimization of the ecosystem, and logistics is undergoing significant changes with new logistic management methods and new technology as drones. So from a logistical perspective, marinas face 5 key challenges. The first one is to reduce the traffic congestion.
but also reduce delivery time, reduce environmental pollution, as people say during all of this conference, so reduce shipping costs, and bring innovation to marinas. An interesting statistic highlights that traditional delivery system produce up to 25% of the CO2 emission in cities, and it's also true in marinas. So I would like to explain how the Drones for Yacht service integrates into marinas to optimize the logistics with a new delivery solution. For over than 1 year now, because we were here the last year and it was the beginning, we have been working to create air corridors connecting two areas. This solution offers numerous advantages, including digital premium customer experience, new customer acquisition channel, cost savings, and competitive advantage. So with Drones for Yacht, we plan to deploy a dual approach for marinas. The first one is to allow us to make deliveries shore to yachts, so marina from the shore to yachts at sea. This enables the delivery of packages at sea and facilitates the transfer of packages received by the marina as the heart of a territory. And the second step of our challenge is to have a system deliveries shore to shore. This aims to rationalizing marinas' access by relieving roads congestion in coastal areas. And, but I think that's the more tangible way to demonstrate the positive impacts of our solution on the marina ecosystem is to visually show an example of a flight zone that we plan to establish this summer in the Olbia and Porto Rotondo area with the support of Vasco de Chet and Matteo Molinas. So yes, connected, as you can have a look on this map, connecting these bases by air and with an all-electric system will connect the territory even better with a reduced ecological footprint and helping to relieve road congestion. So regarding the technical aspects, we are partnering with two drone manufacturers. One of them is Italian, and we are enabled to have a payload up to now 100 kilograms for a range of 20 kilometers. So we can connect. Quindi se non è chiaro, perché spostare la barca se la barca può essere raggiunta da un drone capace di trasportare anche 100 kg di merce. Di conseguenza, come Asso Marinas, con l'aiuto di Vasco de Chet, con Drones for Yachts, stiamo cercando di attivare la prima base sperimentale proprio in Costa Smeralda, nell'area di Porto Rotondo, Baia di Cugnana e via dicendo, dove molti yacht stazionano anche diciamo, a un paio di miglia dalla costa e possono essere facilmente serviti e raggiunti dai droni a propulsione elettrica. Sì. Yeah. And so to conclude, alla fine we firmly believe that the new technology as drones can help mariners about these challenges. And as you told, Roberto, we have two challenges, is to allow to make delivery by drones at sea to boats, and also to help the mariners to really be the heart of the territory by helping about the system logistic. Yeah. Thank you. Beh, coi tempi siamo stati bravini, quindi adesso lasciamo le conclusioni al comandante Vasco de Chet e poi ci congediamo. Veloce, perché siamo stanchi e provati da questa interessante conferenza. Oggi secondo me qua è successo qualcosa di piuttosto importante. Voglio esordire con una citazione del nostro Presidente della Repubblica, fatta in un'altra circostanza, ma comunque sicuramente pertinente. Nessuno può farcela da solo. Quello che è successo qui oggi è che noi abbiamo dimostrato come l'intreccio tra l'industria, la finanza, l'inventiva, l'economia, gli aspetti marittimi, la ricettività, queste cose qui, se si mettono in rete, se si costruiscono anche attraverso una capacità efficace di ascolto reciproco, si può approdare a dei risultati importanti. Vedete, la sensibilità, la dottoressa
la dottoressa, se non ricordo male, ha detto passione, piglio e eleganza. Noi non ci siamo limitati a raccogliere il grido dei ragazzi di Fridays for Future, noi abbiamo dato loro ragione oggi, che è una cosa diversa che ascoltare quello che pensa qualcun altro. Abbiamo fatto nostre le loro motivazioni e lo abbiamo fatto, ho ascoltato nel corso di diversi interventi, a parte l'evocazione della Laudato Si o i richiami alla contabilità sociale che sono importanti perché sono, diciamo, quegli elementi che sono a supporto di un cambiamento culturale profondo rispetto al quale spesso la nostra clientela è in una posizione più avanzata dei nostri colleghi. E quindi penso che il grande sforzo di pensiero laterale, cioè di non seguire quella logica sequenziale per risolvere un problema che abbiamo ascoltato oggi, è stato uno sforzo collettivo. Non mi metto a ripetere le cose che sono state dette, si è parlato di governance, si è parlato di idrogeno, vuol dire, però abbiamo fatto un'operazione in cui abbiamo condiviso una conoscenza, abbiamo condiviso le ragioni di questa cosa qui, le abbiamo messe insieme per, e così concludo, per provare a rendere concreta la frase, una frase di Rainer Maria Rilke, che è un poeta austro-boemo vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che a me piace moltissimo, e noi oggi qui l'abbiamo fatto. Lui ha scritto: il futuro entra in noi per trasformarsi in noi molto prima che accada. Grazie. Bene, adesso avviciniamoci tutti al tavolo per fare una bella foto di gruppo commemorativa, chiedendo alla regia di mettere la locandina alle spalle, così ci abbiamo il ricordo. Grazie.